Telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro telegiornale che anche quest'oggi vi terrà compagnia a lungo con la nostra appunto lunga diretta. Alle 12:30 come sempre il punto stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, molto atteso quest'oggi proprio perché c'è parecchia preoccupazione anche nella nostra regione dopo che sono stati riscontrati i primi 2 casi in Italia di variante indiana del coronavirus. Appunto si tratta di 2 indiani che rientrati quindi dal paese d'origine prima che venissero bloccati i voli e che risiedono nel Bassanese, ma sono in corso anche degli accertamenti su altri 2 casi sospetti di persone residenti nel veneziano, quindi sentiremo insomma gli aggiornamenti su questi casi che sono ovviamente motivo di preoccupazione anche perché lo sappiamo, da ieri la nostra regione è ritornata in colore giallo con tutte le riaperture che sappiamo e che hanno portato molte persone appunto ad uscire di casa e a frequentare tutti quei luoghi che fino a domenica erano preclusi. Per parlare di questo ma anche di altro abbiamo in collegamento il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, abbiamo visto ieri nel corso dei nostri telegiornali un po' in tutte le città del Veneto com'è andata insomma questa prima giornata di riapertura, soprattutto per quanto riguarda i pubblici esercizi, bar e ristoranti che hanno potuto aprire, però lo sappiamo ormai bene, soltanto all'aperto, soltanto quindi su dei tavolini posizionati nel plateatico esterno, una situazione che dicono parecchi esercenti della provincia di Belluno finisce per penalizzare gli operatori della montagna, visto che il clima insomma in queste giornate non è ancora così favorevole insomma da consentire di pranzare ma soprattutto di cenare all'aperto. A Belluno com'è andata, sindaco? Ma sicuramente una penalizzazione per noi c'è, perché questo è evidente. Anche ieri a Belluno purtroppo c'era la pioggia, la temperatura non è molto elevata, anzi fa piuttosto freddo, quindi è chiaro che una penalizzazione c'è. Questo dispiace, noi sappiamo che probabilmente la soluzione di aprire i posti all'esterno è una soluzione sicuramente più tutelante dal punto di vista della nostra salute rispetto a quella di pranzare e stare al chiuso. Tuttavia, insomma, noi da parecchio tempo come sindaci sosteniamo che l'apertura almeno dei tavoli esterni fosse possibile in qualche modo e spiace che arrivi soltanto adesso, lo si poteva fare anche prima e forse si poteva anche evitare una serie di storture del sistema, a mio modo di vedere, come per esempio il fatto che all'interno posso pranzare ma non posso cenare, cosa che diciamo stride un po' con la logica, anche perché bisogna dire che i nostri imprenditori, i nostri baristi, i nostri ristoratori hanno fatto cospicui interventi in questo periodo dal punto di vista economico proprio per incrementare le misure di sicurezza diciamo anche all'interno. Noi a Belluno città comunque abbiamo fatto una delibera ancora addirittura a maggio del 2020, quindi ancora un anno fa, marzo del 2020, con cui abbiamo sostanzialmente permesso a tutti i bar, ristoranti, esercenti in generale di mettere fuori sedie, tavoli, ombrelloni assolutamente dove vogliono, con una procedura semplificatissima senza dover ottenere particolari autorizzazioni edilizie, anche mettendo noi a disposizione gli stalli, diciamo i parcheggi comunali, salvo quelli delle persone con disabilità. Tutti gli altri possono essere occupati appunto dai nostri ristoratori baristi per incrementare i posti all'aperto, proprio per fare in modo che in qualche modo gli si venga incontro insomma in questa fase estremamente difficile per loro. Ecco, e che riscontri avete avuto fino ad ora, sindaco? Ma i riscontri sono buoni, abbiamo avuto sicuramente parecchie domande, tutte ovviamente accolte, la città è anche un po' cambiata se vogliamo, troviamo tavolini un po' dappertutto, c'è un ristorante che insomma ci chiede di chiudere una piccola via secondaria del centro e potrebbe essere anche una cosa anche piacevole, l'abbiamo chiusa l'anno scorso, che è stata anche bella, la gente ha anche apprezzato, quindi bisogna anche vedere come possiamo dire delle trasformazioni positive rispetto a tutto questo. Detto questo, il tempo non è buono, però è evidente che la gente ha una grande voglia ovviamente di tornare a socializzare, di tornare fuori, di riprendere aria, di riuscire un po' a tornare a una sembianza di vita normale e quindi ieri parlavo con qualche
ristoratore e qualche esercente mi ha detto che tutto sommato, nonostante il tempo veramente brutto a Belluno, ieri tutto sommato non è andata così male. Chiaramente non ci troviamo in pianura, non ci troviamo al mare e noi purtroppo il problema meteorologico lo subiamo in pieno, insomma. Ecco Sindaco, lei diceva no, la gente ha molta voglia di uscire, ha voglia comunque di socializzare, di riprendere questa parvenza di vita normale. Ci sono però diversi scienziati e anche numerosi medici che insomma stanno come dire lanciando l'allarme, no? di prestare attenzione, perché purtroppo il virus circola ancora, le scuole hanno riaperto con una percentuale più elevata di alunni in presenza, e anche questo naturalmente contribuisce a mobilitare, a far muovere di più le persone e i giovani. In qualche modo, diciamo, questo secondo lei è motivo di preoccupazione? Cioè, queste riaperture sono effettivamente un rischio calcolato o un azzardo secondo lei? Ma guardi, io credo questo. Innanzitutto credo che purtroppo noi, anche per una nostra capacità propria di sopravvivenza e di capacità di mantenere un equilibrio psicologico, noi non possiamo andare avanti in eterno in una condizione di chiusura, no? di mancanza di libertà, perché non ce la facciamo. Quindi qualcosa sicuramente dobbiamo trovare, e poi c'è anche tutta la questione della motivazione economica. Adesso non trattiamo quello. Detto questo, ci sono però dei due fattori determinanti, uno positivo e uno negativo. Il fattore negativo è che molta della nostra sicurezza è in mano a noi. Ieri, con il discorso della riapertura dei pubblici esercizi eccetera, mi raccontavano che nei supermercati per esempio sono dovute intervenire le forze dell'ordine perché c'era un sacco di gente senza la mascherina o con la mascherina abbassata, cioè come se improvvisamente il fatto che si possa tornare al bar voglia dire che l'emergenza è finita. Questa è una questione di intelligenza nostra, di capacità di cogliere le opportunità nel modo corretto, e questo è il dato negativo, cioè siamo noi casomai che dobbiamo stare attenti. Il dato positivo però è che siamo molto avanti tutto sommato, nonostante i rallentamenti, sul piano delle vaccinazioni, e guardate che nel giro di un mesetto circa alla fine tutte le categorie più a rischio, cioè quelle che oggi occupano i posti dell'ospedale, ricordiamoci che il problema della pandemia è questo, e cioè che vengono occupati i posti in ospedale il numero consistente, che fa sì che i nostri ospedali vanno in tilt e non possiamo neanche più essere curati se abbiamo un infarto o se siamo dei pazienti oncologici. Allora, nel giro di un mese più o meno tutte le fasce più a rischio, cioè le persone più anziane e tutte quelle persone che hanno delle patologie particolari, ma anche coloro che lavorano in servizi pubblici essenziali, che quindi servono a noi cittadini per non interrompere la nostra vita normale e non renderla sicura, saranno tendenzialmente vaccinati. Quindi anche una eventuale diffusione del contagio più avanti sicuramente avrà un impatto molto minore rispetto a quello che poteva avere fino a qualche mese fa. Perché? Perché la vaccinazione nel frattempo avrà coperto tutta quella fascia di popolazione che oggi è quella che ci mette in grande crisi. E quando noi sappiamo che i nostri nonni, i nostri genitori sono vaccinati, i nostri amici che stanno male, che hanno qualche malattia sono vaccinati, e rimaniamo magari noi che rischiamo solo di fare l'influenza molto forte, chiaramente lo sappiamo, e con qualche rischio, ma non i rischi che corrono loro, è evidente che tutto sommato il paese comunque si avvia lentamente ad una fase comunque di normalità. Ecco, ed è quello naturalmente che speriamo tutti e che auspichiamo tutti, per la salute in primo luogo, e naturalmente anche per l'economia che sta patendo insomma le conseguenze di questa pandemia ormai da oltre un anno. Un'altra questione, Sindaco, che sta tenendo banco ed è diventata una questione politica poi alla fine, è quella del coprifuoco appunto alle 22. Secondo lei è una soluzione di buon senso, un giusto compromesso in questo momento, oppure è una regola assurda che serve a poco, se non a creare dei problemi a chi sta cercando di ripartire, come appunto i ristoratori e i pubblici esercizi in generale? Ma allora possiamo dire innanzitutto che in linea generale dipende dalle zone. Un coprifuoco a Belluno ha un impatto veramente limitato perché le persone sono poche, quindi anche i controlli sono molto facili. Un coprifuoco messo a Milano o a Roma o a Napoli o a Firenze o a Bologna ha un significato molto più profondo, perché chiaramente lì, se la gente è in giro, è veramente molto difficile riuscire ad evitare assembramenti e effettuare i controlli. Questa è la questione in generale. Detto questo, però, c'è veramente una polemica assolutamente inutile su questa questione.
Il governo lo ha detto chiaramente, l'ho detto anche al tavolo in cui sedevano le regioni, sedevano i comuni, c'eravamo anche noi. Il governo ha detto: guardate, manteniamo il coprifuoco fino alle 22 in questa primissima fase, che così ricominciamo le aperture con un po' di tranquillità, in modo tale che la gente non esploda, no, dall'oggi al domani. Lo manteniamo per un certo periodo e poi vediamo magari da metà maggio o dal 1° di giugno di eliminarlo o comunque ampliarlo ampiamente. Quindi è già prevista sta cosa qua. Quindi io trovo veramente strumentale fare queste polemiche su questa cosa, quando tutti noi amministratori, cioè chi fa politica e chi fa amministrazione, sa che è già stato deciso che il coprifuoco se ne va. Lo sappiamo già. Quindi parlare adesso... Insomma, è diventata una bandierina politica, no? Questo l'abbiamo visto, no? Io, guardi, io non butto croce addosso a nessuno, non ho voglia di fare polemiche. Io dico semplicemente che in questa emergenza, onestamente, siamo tutti sfiniti e credo che veramente passare il tempo a dover fare le battagliette fra un partito piuttosto che un altro è veramente una perdita di tempo e di energie terrificante, e secondo me peraltro irrita anche le persone, come è giusto che sia. Io come cittadino mi sento irritato quando vedo queste polemiche. Siamo tutti stanchi. Allora, dedichiamoci alle cose importanti. Le cose importanti sono: sappiamo già che il coprifuoco andrà via o comunque verrà fortemente ridimensionato. L'unico problema che c'è sul coprifuoco in questo momento è che se il mio ristorante chiude alle ore 22, chiaramente il governo ci deve dare una direttiva che dice: però se sto tornando a casa perché sono uscito alle 22 dal ristorante, mi raccomando non mi multare. Ma questo è già nelle cose, ma insomma potevano forse organizzarlo un pochino meglio e dire che magari il coprifuoco era spostato alle 22:30, mettiamola così, ma è una piccola cosa. Abbiamo gestito questioni molto più complicate da gestire in questo anno e mezzo. Per cui semplicemente c'è questo, sappiamo che andrà via, peraltro siamo ad aprile, non siamo a luglio, per cui insomma anche il coprifuoco notturno non è che crei un disagio terrificante oggi ai nostri concittadini, mentre magari fra 2 mesi sicuramente con la stagione estiva comincia ad avere un significato più profondo. Io direi che perdiamo un sacco di energie e di tempo, aspettiamo un attimo, sappiamo che questo passerà, è già deciso e passerà nel momento in cui è più opportuno che passi. Preferisco peraltro farmi il coprifuoco adesso e rimanere aperto fra 2 mesi quando ci sarà la bella stagione, piuttosto che non fare un liberi tutti adesso e facciamo assembramenti da tutte le parti e magari fra 1 mese e mezzo torniamo in zona rossa e chiudiamo tutto. Ecco, onestamente anche no, grazie. Infatti questo è uno dei grandi timori, no? Che in qualche maniera si possa tornare indietro, e sarebbe davvero catastrofico sia per le conseguenze, diciamo, psicologiche ormai di tenuta della popolazione, sia per l'economia, no? Assolutamente. Assolutamente, questo è un problema tra l'altro secondo me di errata impostazione che abbiamo avuto sia come governo sia come regione. Abbiamo fatto tutte le battaglie per cercare di rimanere aperti in momenti in cui non serviva. Ci ricordiamo la battaglia anche della regione e anche dello Stato di tenere aperto a settembre-ottobre scorso, no? Che non volevamo passare assolutamente in zona rossa o comunque in zona rafforzata, no? Lockdown, dobbiamo tenere aperto eccetera eccetera, per fare che cosa poi? Per utilizzare economicamente solo in piccola parte un momento diciamo del nostro anno che non è un momento che dal punto di vista economico ci dà chissà che cosa, e poi trovarci nelle peste e trovarci a chiudere e comunque a perdere un sacco di soldi in un mese invece in cui funzioniamo dal punto di vista economico, che è dicembre. Ecco, io queste strategie del dover fare per forza i tutelatori, tutte le imprese e tutti i cittadini sono stufi. E quindi ogni politico che dice apriamo che si sta meglio quando siamo aperti prendono un sacco di consenso, ma noi non possiamo fare come politici, come possiamo dire, il nostro interesse sulla pelle della gente, dicendo oggi dai apriamo che siamo tutti più felici, sapendo in cuor nostro che questo poi comporterà un danno economico ancora più grosso fra 2 mesi. Ecco, questo credo che sia proprio, ci vuole un po' più di coraggio da parte della politica e dire alla gente che a settembre-ottobre si doveva stare a casa, si doveva rimanere chiusi e magari pretendere invece a dicembre di poter essere in giro. Io spero che in questa fase qua non facciamo la stessa cosa, spero che ci sia un po' più di maturità e non solo da parte dei nostri concittadini, da tutti noi concittadini, ma anche da parte delle istituzioni e di chi in qualche modo ci governa. Ecco, stiamo tutti pensando naturalmente e guardando con grandissimo interesse al recovery plan. Proprio questa mattina appunto se ne sta parlando alla Camera, e sono elevatissime naturalmente le aspettative di ogni parte del Paese. Per quanto riguarda la montagna, Sindaco, secondo lei ci sono delle buone prospettive per poter avere degli aiuti consistenti da questo piano per poter far veramente ripartire la montagna? Adesso guarderemo l'esito finale della discussione, quindi poi il testo finale, diciamo, insomma,
C'è qualche cosa per la montagna, non nascondo che non c'è chissà che cosa, però rimane un problema specifico della montagna del Veneto e poi un problema più generale. Il problema specifico della montagna del Veneto è che noi, provincia di Belluno, siamo l'unica provincia d'Italia incuneata fra due regioni a statuto speciale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, e una nazione estera che è l'Austria. E siamo gli unici che hanno territori uguali a tutte queste regioni e queste nazioni che non hanno strumenti di governo per la montagna. Tutti gli altri hanno strumenti speciali e la montagna bellunese purtroppo non ce l'ha. Solo Sondrio è in una nostra condizione simile, però loro hanno molti meno problemi perché non hanno vicino delle regioni a statuto speciale. Questo problema non viene risolto con il Recovery Plan. E il secondo problema, a mio modo di vedere, è l'impostazione del Recovery Plan, e cioè sono stati individuati dei troppi passaggi intermedi, per cui le risorse passeranno dallo Stato alle regioni, dalle regioni ai comuni, con perdite infinite di tempo e con inutilità di questi passaggi. Cioè, se sono delle risorse che devono essere spese dai comuni, dateli ai comuni direttamente, così partiamo subito e facciamo diciamo, gli interventi che dobbiamo. Quindi c'è un primo problema che è proprio un passaggio burocratico. Io so che ogni volta bisogna inventarsi qualche cosa per dire che le regioni sono fondamentali. Le regioni su molte cose purtroppo non sono fondamentali. Sulla sanità sì, ma su altro no, diciamocelo francamente, e si inventano questi passaggi per mantenere un ruolo importante delle regioni. Questa è la mia opinione personale. L'altro problema del Recovery Plan è che hanno spezzettato le misure in tanti capitoli diversi, e quindi la transizione ecologica, altre cose sulla rigenerazione urbana, altre cose sull'infrastrutturazione, eccetera, eccetera, quando questo comporta ovviamente, e questo comporta purtroppo il fatto che noi dobbiamo occuparci di tanti interventi diversi, mentre nelle città c'è bisogno di effettuare degli interventi più complessivi. Noi l'abbiamo fatto anche a Belluno, in tutti i capoluoghi, per dire ci sono gli interventi di rigenerazione urbana. Cosa vuol dire rigenerazione urbana? Prendo un edificio vecchio e lo trasformo in qualcosa che produce valore, o economico, o sociale, o culturale. Nel fare questo miglioro l'efficientamento energetico, la parte infrastrutturale, sto facendo interventi di social housing, cioè noi facciamo degli interventi che sono complessivi e che raggiungono un pezzettino di ognuno di questi obiettivi con un singolo intervento. Quindi se ci fosse stata data la possibilità di usare queste risorse in modo più libero, però con quegli obiettivi, avremmo conseguito gli obiettivi migliori, avremmo conseguito risultati migliori e l'avremmo fatto con minor tempo e minor burocrazia. Questo purtroppo non c'è. Ecco, un'ultima domanda proprio flash, Sindaco, prima di chiudere il collegamento. L'anno prossimo Belluno tornerà alle urne, lei ha già fatto il secondo mandato, quindi non si potrà più ricandidare. Che cosa farà dopo? Come vede il suo futuro? In politica ancora? Beh, visto che negli ultimi 3 anni mi sono fatto prima Vaia e poi 2 anni di Covid, penso che mi riposerò. Questa è la prima cosa sicuramente che farò. Detto questo, la politica è una mia grandissima passione da sempre. Io però non sono iscritto a nessun partito e non nascondiamoci dietro un dito. Sappiamo benissimo che i sistemi elettorali sono congegnati sia per la regione sia per lo Stato per far sì che in qualche modo si debba essere iscritti a dei partiti, quindi si debba rispondere a determinati ordini, insomma, di scuderia, quindi non ho grandi possibilità ovviamente di proseguire in questo settore. Ripeto, nonostante questa sia un po' la mia grande passione, insomma, personale. Non credo che le persone debbano fare politica a vita. Certo, ho acquisito un'esperienza sicuramente molto importante che mi piacerebbe anche poter utilizzare ulteriormente, insomma, in futuro, ma questo non è una condizione indispensabile per vivere felici e comunque per continuare a fare il proprio dovere, perché lo si fa anche come normali cittadini, anche facendo un lavoro normale, tra virgolette, che non è quello di sindaco, e quindi non è che ho la necessità per forza di fare politica. La faccio volentieri se mi capita perché è la mia passione, ma non è sicuramente un obiettivo imprescindibile della mia vita. Ecco, vedremo, insomma c'è ancora tempo. Sindaco, io la ringrazio, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a Jacopo Massaro, sindaco di Belluno. Saluti. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta, parliamo ora di una notizia che sta facendo molto discutere a Padova ed è quella della polemica scoppiata dopo la diffusione di un video nel quale la polizia locale blocca gettandolo a terra un ragazzo di colore che aveva posto resistenza. Ci aggiorna su questo in diretta da Padova Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta e buongiorno ai telespettatori. Sì, c'è grande discussione in città su questo episodio che è avvenuto domenica pomeriggio nella centralissima via che si chiama Corso Umberto, che è la via che collega il centro città a Prato della Valle. Ecco, qui un giovane di colore che stava andando in bicicletta nella zona pedonale, non aveva la mascherina, è stato bloccato dagli agenti della polizia locale. L'uomo non aveva risposto all'alto secondo il racconto fatto dagli agenti della polizia locale e quindi loro l'hanno proprio, come potete vedere dalle immagini, bloccato a terra. Questa azione però non è passata inosservata, i passanti l'hanno ripresa con il telefonino e questo video è stato condiviso. È sorta immediatamente una polemica in città legata proprio ai modi piuttosto rudi che avrebbe usato la polizia locale, una polemica che diciamo si è inserita anche all'interno della maggioranza di centrosinistra, una maggioranza civica che governa la città di Padova. Da un lato la reazione dell'assessore alla sicurezza che controlla anche la polizia locale, Diego Bonavina, che ovviamente ha chiesto un rapporto dettagliato su quanto accaduto domenica pomeriggio, ma che esclude di poter collegare insomma un humus culturale razzista alla base di un'azione di questo tipo. Dall'altro, all'interno della maggioranza, l'ala un po' più a sinistra, quella legata a Coalizione Civica, che definisce le parole dell'assessore Bonavina minimizzanti e che auspica ovviamente che ci sia un'indagine interna per chiarire la dinamica dei fatti. C'è stata anche una protesta proprio davanti alla sede del comando della polizia locale ieri sera da parte dei centri sociali. Ecco, vedremo come nelle prossime ore si evolverà questa situazione. C'è da pensare che questo possa ovviamente portare ad un chiarimento, ad una richiesta di chiarimento da parte delle varie anime che sostengono la maggioranza all'interno dell'amministrazione stessa che regge la città di Padova. Grazie mille Chiara Gaiani in diretta da Padova. Naturalmente seguiremo la vicenda con ulteriori notizie nel corso dei nostri telegiornali. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Allora noi ora continuiamo a parlare di politica, ne accennavamo prima con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro al dibattito che sta suscitando la norma del coprifuoco alle 22, in particolare naturalmente con l'opposizione della Lega che però è al governo e che sta come dire scontando l'opposizione che viene fatta al governo da Fratelli d'Italia, che ha annunciato appunto di voler proporre un ordine del giorno proprio per l'abolizione del coprifuoco. Di questo si è parlato ieri sera a Ring con l'onorevole Stefani. Sentiamo quindi un estratto della trasmissione. Onorevole, mi dice una cosa. Allora, lei potrebbe essere coinvolto, insomma, almeno nelle prossime ore in un voto alla Camera, almeno quello dell'ordine del giorno, no? Che Fratelli d'Italia intende presentare per il superamento, la cancellazione del coprifuoco. Cioè, su questo un po' provocano il governo, provocano un po' la Lega politicamente. Cioè, vi presentano un testo per dire: lo votate o no voi della Lega che siete nel governo e fate la raccolta firme contro il coprifuoco alle 22? E quindi Fratelli d'Italia lo presenterà alla Camera, mi pare domani. Che indirizzo prenderà? Cosa ne dice, onorevole? Dobbiamo spiegarlo bene a tutti quanti, perché quando si parla di ordine del giorno poi sì, magari il significato concreto lo sanno soltanto gli addetti ai lavori. L'ordine del giorno non è altro che un indirizzo molto generico che non risponde mai poi ad un intervento concreto e quindi non dà nessun impegno concreto al governo, è semplicemente un motivo, in questo caso chiaramente fatto da Fratelli d'Italia, per stimolare una spaccatura interna al governo
ma quello che si deve fare su situazioni come questo è prendere delle decisioni a livello governativo. L'ordine del giorno, anche se tutti votassero favorevoli all'ordine del giorno, se tutto il Parlamento votasse favorevole a quell'ordine del giorno, non cambierebbe assolutamente nulla. Perché è il governo che decide. Perché è il governo certo. che decide, quindi è inutile che stiamo qui a raccontarci la favola. Mi dispiace anche per le tantissime persone alle quali vorrebbero vendere vorrebbero vendere il fatto che votando favorevolmente all'ordine del giorno cambi la situazione. La situazione non cambia. Ecco, allora avete sentito l'estratto della trasmissione Ring andato in onda ieri sera su Antenna 3 condotta da Ferdinando Avarino. Questa è la risposta appunto dell'onorevole della Lega Stefani. Siamo in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove tra pochissimo dovrebbe cominciare la conferenza stampa del presidente della regione Zaia. Nel frattempo possiamo vedere un servizio velocissimamente relativo alla variante indiana, perché sappiamo che in queste ore sta preoccupando proprio il fatto che siano stati individuati 2 casi di variante indiana nel Bassanese, siano in corso accertamenti anche su altri 2 casi nel veneziano. Sentiamo quindi il direttore generale dell'ULSS di Bassano, appunto, dottor Bramezza. È nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana il primo caso veneto di variante indiana del Covid, come ha annunciato il presidente Zaia, una variante del virus che sta preoccupando e non poco, vista l'incidenza di mortalità che si sta avendo proprio in India. È il direttore generale Bramezza che spiega nello specifico di cosa si tratta. Sono padre e figlia che sono rientrati dall'India, molto scrupolosamente si sono fatti il tampone è stato processato all'Istituto Zooprofilattico ed è risultato positivo con la variante indiana, il primo caso che abbiamo. Sono a casa, stanno bene, sono in isolamento fiduciario. Spaventa questa cosa, questa variante, soprattutto quest'ultima variante? È facile che questo si propaghi, come è successo per quella brasiliana e per quella inglese. L'importante è che sia una variante del virus non pericolosa, ma adesso i nostri specialisti faranno tutte le indagini del caso e speriamo che non lo sia. Anche perché in India ha portato in poco tempo un gran numero di decessi. Sì, non conosco bene la situazione, sono quella che leggo appunto anch'io dai giornali, ma speriamo, insomma, siamo convinti che la vaccinazione che stiamo facendo copra, come sta coprendo anche le altre varianti, copra anche questa. Ecco, ci sono anche degli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca. Un prestanome con 570 auto e tasse evase per 21 milioni è stato individuato dalla polizia locale di Verona. E tutto è nato appunto da un normale controllo dei vigili urbani di Verona, che hanno fermato una vettura che risultava intestata ad un prestanome milanese di 77 anni, al pari di altri, pensate, 397 veicoli saliti a 570 dietro lo schermo svelato di 16 società fallite, cancellate o in via di estinzione, che avevano peraltro un debito record con il fisco. L'indagine è ora nelle mani della Procura di Milano. Alla guida di queste auto è stato trovato ad esempio un latitante ricercato con mandato d'arresto internazionale. Su un'altra ancora c'era alla guida una persona che a un posto di blocco ha quasi investito un agente. Tra multe e tributi, quest'uomo appunto 77enne, che è stato fermato dalla polizia locale di Verona, indagato ed ora è indagato per truffa e falso, ha accumulato appunto tra multe e tributi evasi circa 21 milioni di euro. Vedremo quindi come andrà a finire, che cosa c'è dietro questa storia. Allora, vedo nel preview che ancora il presidente della regione non è arrivato, per cui
Possiamo ora vedere un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Vicenza ed è appunto relativo alla situazione che si è venuta a creare dopo l'omicidio della missionaria in Perù e il grave ferimento di un altro religioso vicentino in Africa. Padre Cristian Carlassare, 43 anni, missionario comboniano vicentino, nella notte è stato vittima di un agguato nella diocesi di Rumbek, in Africa, nel sud Sudan. Dopo essere stato picchiato assieme ad una suora, gli assalitori gli hanno sparato 4 colpi alle gambe, un drammatico avvertimento per spaventare il sacerdote, nato a Schio ma residente a Piovene Rocchette, che alla fine di maggio doveva essere ordinato vescovo, il più giovane tra gli italiani. Secondo quanto riferisce la testata dei missionari in Igrizia, Padre Cristian non sarebbe però in pericolo di vita. Mi dispiace tantissimo che questo sia successo ad una persona che ha dato e continua a spendere la sua vita a favore degli altri, a favore delle persone più deboli. Siamo con lui, lo affianchiamo in questo cammino che sta affrontando anche in questa situazione, un cammino che lo vedrà sempre in prima linea, come è nel suo carattere. Siamo vicini a lui, a tutta la sua famiglia e soprattutto vogliamo ricordare anche nello stesso momento la nostra quasi compaesana, la nostra suora Nadia De Munari. Sempre originaria di Schio, Nadia De Munari, la missionaria laica morta sabato scorso in Perù dopo essere stata aggredita a colpi di macete nella baraccopoli di Nuevo Chimbote, dove si occupava della gestione di 6 asili con 500 bambini. Oggi innumerevoli messaggi di solidarietà per entrambi i missionari, espressi da comuni cittadini e dalle massime autorità religiose e politiche venete. La famiglia è distrutta, il colpo è fortissimo per una donna che era considerata da tutti un angelo che stava cercando di fare della sua vita, diciamo, un dono verso gli altri. Ecco, ancora nulla per quanto riguarda l'arrivo del Presidente della Regione a Porto Marghera. Abbiamo un aggiornamento che arriva proprio da Marghera e riguarda la salvaguardia dell'occupazione con la dismissione degli impianti del cracking. Sarà appunto salvaguardata nel sito ENI di Porto Marghera grazie ad un insieme di progetti che coprono quello che verrà meno con una dismissione del cracking nel 2022. Non è una cosa facilissima in questo momento particolare del paese, ma in un momento di trasformazione del sito il fatto che si mantenga l'occupazione è un elemento significativamente importante. Lo ha detto il direttore generale Energy Evolution Giuseppe Ricci in audizione dinanzi alle commissioni riunite di ambiente ed industria del Senato sull'annunciata appunto chiusura degli impianti del cracking e degli aromatici di Porto Marghera. Restiamo ora nel veneziano. Tra le molte categorie di imprenditori che stanno patendo gli effetti della pandemia ci sono quelli legati ai matrimoni, wedding planner, che insieme naturalmente a tutti i lavoratori del settore degli eventi ieri hanno manifestato a Venezia. Vediamo. Per quanto riguarda il 2020 noi abbiamo avuto una perdita di fatturato che si aggira tra l'85 e il 90%. Wedding planners, vale a dire organizzatori di matrimoni e non solo, fermi da più di un anno e senza certezze sul futuro. In Campo San Geremia i professionisti del settore matrimoni ed eventi privati manifestano contro la mancata indicazione da parte del governo di una data per la ripartenza delle attività del comparto. Oltre a Venezia la protesta si svolge contemporaneamente in altri 11 capoluoghi di regione italiani. Si tratta di un settore sviluppatissimo e che genera fatturati tutt'altro che irrisori. L'indotto che deriva dal lavoro del matrimonio è di 450 milioni in Veneto. Dietro c'è un mondo intero di professionisti e di lavoratori che da 14 mesi non riescono a portare a casa nulla. Ai wedding planners si sommano quindi diverse categorie e figure professionali, titolari di atelier, catering, DJ, musicisti, fioristi, calligrafi, truccatori, parrucchieri, ma anche proprietari di location come Alessandro Mellini. Ecco, allora è arrivato proprio ora il presidente della regione Zaia, linea dunque a Marghera.
Assessore Lanzarin, dottoressa Ricci, direttore dell'Istituto Zooprofilattico, e quindi oggi è qui per parlarvi di varianti, visto considerato che ha sequenziato come al solito la prima a sequenziare la dottoressa Ricci con i suoi primi a sequenziare la variante inglese 24 dicembre e primi a sequenziare anche la variante indiana. E quindi oggi vi parlo di varianti. Se avete anche altri quesiti rispetto alle varianti, la dottoressa Ricci penso che sia persona titolata per parlarne. Poi la dottoressa Russo, che è qui oggi. Ieri avevamo detto del tema della c'era stata fatta la richiesta di come avviene la classificazione del deceduto, del morto Covid, no? Quindi ho detto magari domani invitiamo la dottoressa che spiega, c'è una circolare nazionale eccetera, che non è che sono magheggi da parte di qualcuno, e l'occasione anche per parlarvi, ne parlavamo prima, dei famosi asintomatici segnati d'ufficio. Non sapevo neanche io, anzi mi ha anche ricordato che abbiamo fatto anche una commissione ispettiva su sta roba qua. A volte mancano pezzi di storia, non me lo ricordavo più neanche io. Allora, test rapidi 4.277.214, test molecolari 4.953.000. Il totale sono 9.230.000. Positivi nelle ultime 24 ore 848, sono il 2,42% di 34.910 tamponi. 848 positivi su 34.910 tamponi, 2,42%. Totali di ricoverati sono 1.546 più 6. Come vedete si continua a entrare in ospedale, quando dico attenzione perché l'infezione c'è. Ricoverati in area non critica più 3, ricoverati in terapia intensiva più 3. I ricoverati non Covid sono 263 e 218 Covid. Totale dei positivi dal 21 di febbraio 2020 sono 409.213. Gli attuali positivi in questo momento sono 22.844, stanno ancora diminuendo perché ci sono le negativizzazioni degli isolati, no? I decessi sono 36 nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 20.255. Velocemente perché poi lascio spazio alle dottoresse che sono qui oggi. Prima cosa, che è quella che più mi sta a cuore, massima attenzione, non abbassare la guardia. Da ieri siamo zona gialla, di fatto sostanzialmente liberi di muoverci tranquillamente nei territori, evitare assembramenti, usare la mascherina, che mascherina, assembramento e igiene delle mani vale come un lockdown. Noi nel frattempo andiamo avanti con le vaccinazioni, abbiamo passato 1,5 milioni, giusto, di vaccini, quindi un terzo dei veneti, lo diciamo con orgoglio, primi in Italia, ha già avuto almeno un'inoculazione. E ci piace ricordare che stiamo galoppando con la macchina vaccinale. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 22.000 vaccini più o meno, 22.308, ma vi dico anche che i target per i prossimi giorni sono elevati perché stanno arrivando le consegne. E vi dico anche che, lo dico ai cittadini, so che ieri magari qualcuno ha avuto qualche disagio, però l'apertura degli slot di ieri è un'apertura che ha prodotto bene, parlo degli over 60, cioè di chi ha più di 60 anni, di continuare con un po' di pazienza con le prenotazioni che si possono fare direttamente da casa online, o andando in una farmacia o facendosi aiutare da qualcuno. Sono anche i carabinieri o i servizi sociali del comune, so che i carabinieri hanno messo in piedi anche un sistema d'aiuto, ma anche molti comuni per la prenotazione.
e i direttori aprono ancora agende vaccinali. Ecco, una cortesia, eviterei di chiamare il numero verde, cioè chi è in grado di prenotare lo faccia direttamente o si faccia aiutare direttamente da qualcuno, visto e considerato che evitiamo di intasare il numero verde con una semplice richiesta di dire io vorrei prenotarmi per la vaccinazione. Ripeto, la farmacia lo può fare, lo possono fare qualsiasi persona che ha un telefonino in tasca che è in grado di utilizzarlo, e quindi diamoci un po' tutti anche da fare nell'aiutare qualcuno che magari è in difficoltà. Penso che questo lo si faccia di default in questa comunità. E la nostra idea è di avere sicuramente un sovraccarico di prenotazioni fino al 19 di maggio, perché oltre a quella data abbiamo difficoltà oggi a programmare, perché non abbiamo certezza dell'arrivo del vaccino, cioè non abbiamo una certezza matematica, per evitare di far prenotare delle persone e poi dover disdire. Però insomma con un attimo di pazienza anche in questi giorni si provi, perché comunque apriamo di volta in volta agende vaccinali, cioè spazi nelle agende, in maniera tale che da qui al 19 maggio si possa andare via bene. Insomma, vi posso dire che giovedì abbiamo un target di 42.000 vaccinazioni, giovedì questo. E adesso di quant'è la corte del 60-69? Qualcuno sa? Poi ce l'ha, forse 600.000, roba del genere. Sì, una cosa del genere, sono tanti. Baby boom. Sì. 603.000 sono. Capite che se viaggiamo 40.000 al giorno vuol dire che ogni 2 giorni facciamo un 12% più o meno. Vuol dire che in teoria se facciamo il 12% in 2 giorni vuol dire che in 10 giorni meno dovremo fare tutta la corte. Alle 21 di ieri sera c'erano già 80.000 prenotazioni. Sì, mi ricorda l'assessore, alle 21 di ieri sera c'erano già 80.000 prenotati. Considerate che ieri a un certo punto, grazie al vostro aiuto, le prenotazioni sono partite e hanno anche un po' mandato in difficoltà il sistema informatico. Per quanto sia sistema informatico, davanti a 80.000 persone che si sono riversate a tuffo è inevitabile che vada un po' in crisi. Però insomma l'invito mio è di continuare a prenotare, perché da qui al 19 vogliamo veramente spingere su questa fascia d'età, e se riusciamo a anticipare così apriamo prima anche la fascia 50-59. Io non aggiungerei altro, anche perché oggi ci sono tanti interventi. Facciamo un giro di domande veloci in modo tale che poi passo la parola alle dottoresse. Ok, allora si sono prenotati Tosato, Pederiva e Bonet intanto, e poi prego. Andiamo avanti. Buongiorno Presidente. Buongiorno. La domanda appena rimodulata è quella che le ho rivolto ieri. Non so se lei ha avuto modo di vedere la trasmissione, la puntata diretta di ieri sera, no? In questa puntata, che ha riassunto alcuni temi che erano già apparsi sui quotidiani nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, si adombra la possibilità di un occultamento dello studio diagnostico compiuto dal professor Crisanti sui test rapidi. Avrebbe fatto questo studio, questo approfondimento, lo dico anche per lei che non ha visto la puntata, insomma, Crisanti avrebbe fatto questo approfondimento diagnostico per dimostrare che i test antigenici sono scarsamente efficaci. Il direttore Flor avrebbe in qualche modo occultato questo studio. In un fuori onda dice addirittura meglio dire che non c'è, perché altrimenti poi i produttori di questi test ci fanno causa. Non solo, ma un paio di medici, un paio di primari che avevano partecipato, avevano sottoscritto questo studio, hanno dichiarato di essere stati praticamente costretti a dissociarsi. Ci hanno preso per il collo, abbiamo dovuto negare questa cosa. A riguardo, per completezza di informazione, Flor ribatte: se sono stati presi per il collo da me, mi denuncino. Ora, a me sembra un quadro abbastanza inquietante. Ma ne conti tu tutta la trasmissione? Fammi la domanda. La domanda è se non ritiene che questa cosa meriti, come dire,
un'indagine da parte sua, un approfondimento, un chiarimento. Ma guardate, adesso da come la racconti e da come mi è stata raccontata, penso che qui ci siano delle responsabilità personali, cioè non è che io posso discutere sull'atteggiamento di un primario o di Flor, perché non sono tutte attività che non mi competono, sono tutte attività che non mi competono. E quindi è giusto che sentite gli interlocutori. Punto, cioè non ho altro da aggiungere, perché vorrei ricordare che i temi che poni giustamente sono temi che noi, quando abbiamo avuto sempre sentore della necessità di avere chiarezza, abbiamo sempre scritto. Abbiamo notificato. Vi ricordo che questa amministrazione ha sempre chiesto ad Azienda Zero di istruire dei dossier che sono ormai diventati dei faldoni, che puntualmente vengono inviati alla Procura rispetto a una costruzione, diciamo, dinamica di tutto quello che c'è dal punto di vista civilistico. Professoressa Cacciavillani le redige, storia del Covid, e puntuale vuol dire le email arrivate, i contatti, tutto quello che è stato il movimento e la ricaduta civilistica, e poi quella penale la fa l'avvocato Pinelli. Punto, c'è più trasparente di così. Guardate, penso che il report abbia comunque evidenziato che il Presidente della Regione ha sempre dato cioè per me l'amministrazione deve essere specchiata. Dopodiché mi sono anche chiesto, siamo ritenuti se non i più bravi tra i più bravi in Italia, no? Non voglio neanche pensare dalle altre parti quando faranno trasmissioni a questo punto, cioè guardate, noi lo facciamo col cuore, ci mettiamo l'impegno, dopodiché se qualcuno, come si può dire, deve chiarire la sua posizione, la chiarirà. Allora, in tutta sincerità, il dibattito sul ho avuto pressioni, a me sembra che stia diventando come un elastico, si sente prima che ci sono state, dopo non ci sono state, poi cioè, guardate, prendo atto di questo. Per quanto riguarda i tamponi, io non sono un esperto, posso solo dire una roba, che quando ti ritrovi a fare 70.000 tamponi al giorno e sai che la tua massima capacità di produzione di tamponi è 22-25.000, so che hanno detto che me l'hanno fatto dire forse ieri a Report, io l'ho detto a Report, cioè tu sai che 3/4 dei positivi che trovi con 70.000 tamponi li trovi con i rapidi, non ci arrivi con i molecolari perché si fermano a 22-25.000, ma veramente la macchina non poteva essere stressata di più, questo ce lo dicono i tecnici. Punto, mi fermo lì. I rapidi non funzionano, i rapidi, la teoria sono la causa di tutti i mali. Io passo la parola alla dottoressa Ricci, non voglio fargli la sorpresa, ma è lei l'esperta di varianti, di tamponi o quant'altro? Se lei non ha nulla, cioè, siccome spesso se ne parla, non sono io un tecnico, sentite, cioè, tampone, se chiedete a me, la prima roba mi viene da dirvi rapido, sì, il governo gli ha dati i medici di base per fare i test. Ve lo ricordate questo? Addirittura con una convenzione con tanto di 35 milioni di euro di spesa stabiliti al primo giro. Il governo ha normato, penso che la dottoressa Russo e quindi il Ministero della Sanità ha normato l'uso dei test, se dopo, e quindi chiedo anche alla dottoressa Russo, mi confermate che qualcuno non li ha utilizzati in maniera appropriata, lo dite qui pubblicamente, perché guardate, io non vedo negativamente il lavoro che ha fatto il Report, se volete che vi dica la mia opinione. Lasciate perdere il trattamento che uno può dire mi sento colpito nell'intimo, questo ve lo posso anche dire, ma alla fine dimostra una roba che l'amministrazione è sempre trasparente, perché il Presidente non si è negato, noi abbiamo detto qua abbiamo messo a disposizione tutto quello che avevamo, punto. Dopodiché quella è una teoria, qualcun altro ne ha altre e dopodiché se c'è da confrontarci ci confrontiamo, ma non fatemi parlare di robe tecniche che non competono a me. Prego. Però Presidente, scusi se posso, sì. Parliamo su questo. No, per carità, prendo atto di quello che ha detto, è stato molto chiaro. Per la verità io più che farle dei quesiti tecnici che effettivamente insomma non le competono, lei svolge un'altra attività, mi chiedo se non avverta la necessità di chiedere un chiarimento di natura, come dire, amministrativa al direttore Flora a questo punto. Ma lo incontrerà l'assessore che è in animo di incontrarlo come lo incontra sempre, ne parlerà. Adesso guardate, sto tutta la mattina impegnato su altre robe sinceramente. Prego, facciamo anche, c'era
Se avete sempre questo argomento così, prego. Su questo, grazie Presidente, sono Angela Pederiva Gazzettino e il fuori onda di Flor è particolarmente clamoroso, nel senso che lui dice, anche se mi permette con una certa ingenuità, lo direi a lui se fosse presente, per cui insomma spero magari ci possa sentire e magari rispondere più tardi, dice detto inter nos quell'azienda poteva farci causa, era meglio dire che lo studio non esisteva. A fronte di questo Presidente una nomina fiduciaria quella, nel senso che lei lo ha nominato, è il direttore generale dell'area sanitaria e sociale di questa istituzione. Non pensa che sia il caso di avere appunto un chiarimento diretto senza nulla togliere ovviamente all'assessore? Sì, io guardate, non ho ancora visto la trasmissione, vi ripeto. Questa è la frase, la trova dappertutto, per carità lei avrà modo di rivederla e di sentirla con le sue orecchie. Ci dice comunque che merita un chiarimento? Certamente chiederemo cosa intendeva dire, perché lo studio c'è o non c'è, e se c'è è uno studio oppure non è uno studio. Chiede la parola alla dottoressa Russo, prego. Volevo dire una cosa, neanche io ho visto la trasmissione perché insomma avevo avuto delle avvisaglie e preferisco poi vederla dopo con calma, sapevo che più o meno si avrebbe tirato fuori dei problemi, dico la verità. Allora, volevo dire una cosa su questo, no? Perché lo dico proprio come, insomma, in maniera diciamo diretta, come sensazione che tutta questa polemica mi ispira, e lo dico anche da un punto di vista istituzionale. Allora, che questo studio sia stato diciamo tirato fuori o lasciato dentro, ok? E uno studio che fa un operatore, un professore, un qualunque, diciamo, nel senso positivo del termine, un ricercatore universitario oppure delle nostre aziende ospedaliere. Allora, se ha il significato e l'obiettivo di fornire degli elementi di orientamento a quella che è la strategia regionale, utilizzo o meno dei tamponi, lo invia alla regione. Alla mia direzione, che comunque ha il coordinamento della strategia di sanità pubblica, non è mai arrivato ufficialmente niente, né da Padova né da Verona né su questo tema da altri diciamo colleghi che fanno questo tipo di lavoro, questo tipo di approfondimento. Il piano di sanità pubblica che introduceva l'uso dei tamponi è passato al Comitato Tecnico Scientifico, ha avuto un parere positivo e è andato in delibera di giunta. Successivamente i colleghi del Comitato Scientifico hanno chiesto un approfondimento, ne ha parlato anche il Presidente in conferenza stampa, io ho indetto un incontro, alcuni si sono presentati, altri non erano presenti, proprio per capire dai colleghi che lavorano sul territorio, che sono dei clinici che si trovano nei reparti di malattie infettive, se era il caso di cambiare strategia. Era presente anche il dottor Rigoli per rispondere alle domande ed eventualmente insomma chiarire alcuni dubbi. Abbiamo chiarito in quell'incontro con i colleghi del Comitato Tecnico Scientifico, che ha il compito e la responsabilità di esprimere il proprio parere sulle proposte di sanità pubblica che poi vanno in giunta, hanno detto aspettiamo che venga fuori la circolare del Ministero. La circolare dell'8 gennaio ha modificato la definizione di caso, ha chiarito alcune cose, sono state applicate ed è cambiato successivamente anche il piano di sanità pubblica. Quindi allora o le cose si basano su delle idee oppure le cose si basano su delle, diciamo, come si può dire, delle note ufficiali che hanno il compito di favorire, di agevolare quella che è la strategia migliore. Questo mi sento da dire da un punto di vista istituzionale. Quindi io credo che uno studio venga pubblicato, poi diciamo che gli studi vanno anche pubblicati, vanno anche valutati, ma comunque rimangono degli studi che possono aiutare quelle che sono le scelte. Ma per quanto riguarda le scelte della Regione Veneto non è arrivato niente di ufficiale che in qualche modo non è stato preso in considerazione e che poteva o meno, a seconda della valutazione, modificare la strategia. E poi avrò un'altra domanda però più per la dottoressa Ricci, sempre legata a questi temi, ma faccio dopo, allora immagino. Ma fallo subito a sto punto, perché volevo
passare la parola anche alla dottoressa, prego. Cioè, uno dei temi legati, dottoressa, a queste polemiche era quello relativo appunto all'uso dei test antigenici che non sarebbero sufficientemente in grado di intercettare le varianti. È una tesi sostenuta per l'appunto dal professor Andrea Crisanti, che lo mette anche in relazione all'alto tasso di mortalità registrato in particolare nella seconda ondata Covid in Veneto. Può dirci dal punto di vista appunto tecnico-scientifico se è corretta questa valutazione? Grazie. Ma posso accedere anche a questo posto? Sì. Avete tutti i microfoni, scusate, non mi sono reso conto prima. Prego, prego. Vado lì. Sì, allora io ho avuto modo di leggere il lavoro, penso che sia quello di cui si parlava anche ieri a Report, è un lavoro pubblicato anche se ancora non sottoposto a revisione scientifica, la cosiddetta procedura peer review che si usa nei lavori scientifici, ma il lavoro è disponibile nelle banche dati pubbliche a cui insomma tutti possono accedere, ma accedete anche voi scrivendo Del Vecchio 2021 in Google, perché il primo autore è Del Vecchio e l'ultimo è appunto Crisanti. Immagino che ci si riferisca a questo lavoro, io insomma l'ho cercato perché ovviamente l'abbiamo valutato e l'abbiamo guardato con i ricercatori dell'istituto. Allora è un lavoro che confronta i risultati dei tamponi rapidi e dei tamponi molecolari su 1441 pazienti in questa casistica vengono riscontrati 18 casi incongruenti in cui il tampone molecolare è positivo e il tampone rapido è negativo. Di questi 18 soltanto 12 poi vengono, vi ho detto 18 soltanto 12 vengono poi diciamo studiati ulteriormente perché solo in 12 il test molecolare era un vero positivo, nel senso che negli altri anche il tampone molecolare in realtà aveva una soglia molto bassa di positività, per cui in realtà non erano risultati affidabili, ok? Quindi in 12 casi il tampone molecolare dava esito positivo, il tampone antigenico dava esito negativo. Di questi 12, 8 sono stati sottoposti a sequenziamento completo, quindi insomma già vi rendete conto che i numeri si riducono molto, no? Partendo da 1400, 8 sono stati sequenziati e rispetto a questi 8 su 3 campioni è stata ritrovata una doppia mutazione della proteina N come Napoli, che questa mutazione potrebbe essere la causa del fatto che il tampone antigenico non è in grado di diagnosticarli, perché alcuni tipi di tamponi antigenici effettivamente hanno come target questa proteina N, ok? Ci sono alcune considerazioni da fare. Una è quella che sono stati sequenziati anche dei virus in cui il risultato era concordante, ok? Quindi c'era la positività sia del molecolare che dell'antigenico e queste mutazioni sono state trovate in alcuni anche di questi casi. Quindi non è in realtà certo che queste due mutazioni siano effettivamente la causa della negatività del tampone antigenico. E soprattutto la conclusione di questo studio dice che l'utilizzo di questi test antigenici che possono non identificare questa variante sarebbe stata la causa dell'enorme incremento dei casi in Regione Veneta, che quindi dovrebbe essere stata sostenuta esattamente da questa variante, no? Questa è una variante che io non vedo col test e quindi siccome non la vedo, questa cresce in modo esponenziale. In realtà, seguendo l'andamento delle varianti nel tempo, noi abbiamo visto che a partire da metà dicembre, quindi quando ancora eravamo in piena ondata epidemica in Veneto, la percentuale di questa variante è assolutamente crollata e quindi le conclusioni non sono in realtà supportate dall'evidenza, cioè il sospetto era corretto, avere una variante che non si vede con un tampone
antigenico può essere la causa dell'incremento di questa variante, ma se poi nella vita vera questo incremento non si vede, evidentemente l'ipotesi non è stata confermata. Noi stiamo facendo ovviamente degli approfondimenti, perché questa è una questione estremamente importante e che va vista con attenzione. Insomma, come sapete, noi ci occupiamo di sequenziare il virus proprio per tenere sotto controllo le varianti. E perché? Perché è importante capire quali mutazioni, quali varianti possono rendere meno efficaci gli anticorpi, che siano naturali, che siano monoclonali o che siano vaccinali, e anche quali varianti possono sfuggire ai test diagnostici, rapidi o molecolari. Cioè, è chiaro che tutti i test diagnostici sono mirati contro determinate porzioni del virus. Se il virus cambia in quella porzione, è possibile che ci sia una sottodiagnosi. Quindi noi continuiamo a fare questa attività costantemente, proprio per evidenziare eventuali problemi di questo tipo. Ad oggi, appunto, questa specifica variante che è stata evidenziata in questo caso non è più aumentata e oggi rappresenta una porzione veramente piccolissima del virus che circola in Veneto. Prego. Ecco, allora se ritenete proseguiamo con le domande. Dottoressa Ricci, visto che portando solo un nome tipo tecnico, se posso. Sì, guarda, finirei con la dottoressa Ricci, così poi, perché poi anche se avete altre domande per la dottoressa Ricci. Io avevo una domanda extra report, proprio riguardante l'andamento epidemiologico. Non era su report, è su Flora. No, non a me. Ma chi la devi fare? A lei stesso, all'assessore. Sì, però finiamo la dottoressa Ricci, che poi ci parla anche della variante indiana. E dopodiché torno io per rispondere alle vostre domande. Okay. Poi c'è la dottoressa Russo. Prego. Dottoressa Ricci, non appena. Allora la dottoressa Ricci fa il suo intervento e le sue risposte scientifiche. Grazie. Ok, sì, il mio intervento sarà anche piuttosto breve, perché appunto poi penso che sia più importante magari rispondere a vostre domande specifiche. In questi giorni abbiamo identificato nei campioni che ci vengono inviati rutinariamente da tutte le microbiologie del Veneto la cosiddetta variante indiana. Si tratta di 2 casi di cittadini dell'ASL 7 che provenivano di ritorno, insomma avevano fatto un viaggio in India e sono rientrati in Italia, e quindi c'è un collegamento diretto con l'India, e quindi questa, diciamo, è la prima buona notizia. Non si tratta di un'infezione autoctona, quindi che sta circolando nel nostro territorio, ma si tratta di un'infezione che viene da qualcuno che rientra dall'India, e quindi questa è una buona notizia. La buona notizia è che l'abbiamo identificata subito, e io ci tengo a dirla questa cosa, perché in Veneto, come in tutta Italia, in Veneto siamo partiti subito con i sequenziamenti, nel resto d'Italia un po' dopo, ma oggi siamo uno dei paesi che sequenzia di più al mondo. Io mi sono fatta oggi uno scarico dei dati da GSIDE, che è il database internazionale dove vengono pubblicate tutte le sequenze. Allora, da inizio epidemia ad oggi l'Italia ha depositato più di 20.000 sequenze e si posiziona al 10° posto nella classifica dei paesi che pubblicano più sequenze. I primi sono gli Stati Uniti e l'Inghilterra, con numeri effettivamente altissimi, ma poi ci sono vari paesi, noi siamo i 10º. Ma se noi andiamo a vedere i dati degli ultimi 90 giorni, quindi 3 mesi, siamo al 5° posto con 15.000 sequenze. Quindi questa dà proprio l'idea di come negli ultimi mesi l'attività di sequenziamento sia andata a regime assolutamente, tanto da farci, insomma, salire nella classifica, e questa è un'ottima notizia, nel senso che
dà la misura del fatto che il sistema di sorveglianza funziona ed è in grado di identificare precocemente queste varianti, e questa è la cosa importante, nel senso che le varianti sono un fenomeno naturale, l'abbiamo sempre detto, le mutazioni sono continue, il virus cambia e ovviamente più noi lo accerchiamo, e l'accerchiamento di un virus si fa con la terapia, con i vaccini, con le misure di controllo, più lui cerca di sfuggire, non lo fa in modo intelligente, ma lo fa semplicemente perché quei virus che hanno le mutazioni favorevoli sono quelle che poi diventano prevalenti nella popolazione. Quindi è importante guardarli, identificarli subito in modo da mettere in atto misure di controllo. Questo è stato fatto in questo caso, nel senso che queste 2 persone sono state immediatamente identificate, messe in quarantena, anche perché appunto venivano da un paese extraeuropeo, quindi questo dice la legge, e non hanno trasmesso l'infezione al di fuori della loro famiglia. Forse c'è un altro familiare positivo, ma perché convivente, e quindi insomma è un esempio di come il sistema deve funzionare e ha funzionato bene. Questa variante ci preoccupa relativamente, nel senso che oggi non ci sono certezze rispetto alla sua pericolosità o capacità di sfuggire ai vaccini o contagiosità, ha delle mutazioni in specifiche posizioni che ci fanno sospettare che verso questa variante gli anticorpi naturali o vaccinali possano essere meno efficaci, un po' come la variante brasiliana, okay? Quindi non è ancora confermata questa caratteristica, potrebbe anche non esserci, perché la mutazione è nella posizione giusta, ma ad oggi non si sa se quella specifica mutazione cambi il comportamento del virus. Se anche fosse confermata, diventerebbe una delle varianti preoccupanti, come l'inglese, la brasiliana, la sudafricana, la nigeriana, che devono essere considerate con particolare attenzione e la cui diffusione deve essere contenuta e controllata il più possibile. Quindi, insomma, niente di diverso rispetto a fenomeni che già abbiamo imparato a conoscere con le varianti precedenti. La situazione in India è drammatica, ma non c'è nessuna prova che la drammaticità della situazione sia legata a un particolare tipo di virus. C'è anche la variante inglese che circola moltissimo in India, ma soprattutto sono le condizioni ovviamente socio-economiche del sistema sanitario indiano che rendono difficilissima la gestione dell'epidemia, per cui non c'è in questo momento una preoccupazione legata a un particolare tipo di virus. È chiaro che magari una variante un po' più contagiosa come può essere quella inglese in una situazione come quella indiana e come quella brasiliana produce delle devastazioni purtroppo drammatiche. Altra buona notizia è che insomma, nei paesi in cui la vaccinazione è già più avanti rispetto a noi, l'Inghilterra, Israele, adesso anche gli Stati Uniti, ci stanno dimostrando come comunque i vaccini hanno un'efficacia importantissima per controllare questa epidemia, anche a prescindere dal fatto che alcune varianti sembrano rispondere un po' meno ai vaccini, ma non vuol dire che i vaccini non funzionano, vuol dire che hanno un'efficacia che può essere leggermente ridotta, ma quando poi la popolazione viene coperta in modo massiccio dalla vaccinazione si ha comunque l'assoluto controllo dell'epidemia. Io questo perché poi appunto io posso parlare anche 2 ore e mezza, come vedete poi mi piace raccontare queste cose, però insomma preferisco magari che voi che mi facciate delle domande. Ecco, allora passiamo alle domande per la dottoressa Ricci. Cristina Giacomuzzo. Era per chiedere se i 2 casi veneziani sono stati confermati o sono ancora in fase di valutazione. Sono in fase di valutazione, lì abbiamo trovato una di queste mutazioni sicura, ma le altre non sono state completamente caratterizzate, quindi siamo in attesa di avere l'esito completo. Anche in questo caso comunque il link epidemiologico è con un paese extraeuropeo, probabilmente il Bangladesh, per cui anche questi sono comunque casi diciamo di importazione.
e anche in questo caso mi hanno confermato che sono comunque già state prese tutte le misure di quarantena in modo da ovviamente ridurre completamente il rischio. Passiamo allora ad Angela Pederiva. Solo una precisazione sui numeri, dottoressa, rispetto ai dati del sequenziamento. Lei ci ha citato le cifre nazionali. Il Veneto all'interno di quegli importi lì, quanti sequenziamenti ha fatto ad oggi? Allora, ad oggi noi come Istituto Zooprofilattico abbiamo fatto circa 2000 sequenziamenti per identificare le varianti. Noi oggi facciamo due tipi di sequenziamento, un sequenziamento più rapido che è capace di dare l'esito anche veramente nel giro massimo di una giornata, che identifica le varianti, quindi va a vedere specifiche mutazioni che sappiamo essere quelle delle varianti, e di questi appunto ne abbiamo fatti circa 2000, e poi facciamo comunque i sequenziamenti completi sia delle varianti che di altri virus raccolti in maniera casuale, e su questi oggi siamo circa a 700 sequenze complete. Marco Bonet. Sì. Buongiorno, in realtà è una domanda per la dottoressa Russo, però inerisce alla variante inglese, quindi non so se la indiana. La faccio adesso? Se avete finito la domanda con la dottoressa... ok, allora volevo capire se il Dipartimento di Prevenzione ha in mente di fare un'indagine epidemiologica specifica nella comunità indiana. Cedetevi il posto, Sì, poi io sono qua. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Sì, completo, visto che nel Vicentino sappiamo grazie. che è molto numerosa, soprattutto nelle aree del distretto della Concia. Sì, allora, per quanto riguarda la sorveglianza sulle varianti, abbiamo una circolare del Ministero ad hoc che abbiamo anche inserito nell'ultimo piano di sanità pubblica, che praticamente prevede intanto il sequenziamento quando ci sono queste condizioni, soprattutto nei soggetti che rientrano da un viaggio, nel caso in cui nell'anamnesi emerge che sono stati appunto in un altro paese oppure ci sono altre condizioni di rischio, viene fatto il sequenziamento. La indagine epidemiologica è molto approfondita proprio specificatamente per le varianti, perché va alla ricerca non solo dei contatti stretti che sono quelli familiari e quelli lavorativi, che è diciamo una sorveglianza tra virgolette normale che viene eseguita per tutti i casi di positività al SARS-CoV-2, ma viene aggiunta nel caso in cui viene chiesto il sequenziamento e quindi si ha il sospetto che possa essere presente già in fase di sospetto senza aspettare il risultato del sequenziamento, l'indagine viene estesa anche ai contatti occasionali. Quindi questa è proprio l'indicazione. Inoltre c'è un altro elemento che è quello della durata della quarantena. Per i soggetti che poi vengono confermati dal sequenziamento presente, quindi confermano la presenza di una variante, la durata della quarantena non è di 10 giorni ma è di 14 giorni. Questo proprio ad un, ha un significato ancora più precauzionale, proprio perché voi sapete che perché la quarantena si chiuda o l'isolamento si chiuda al 14° giorno, la persona deve essere negativa e senza sintomi da almeno 3 giorni. A quel punto viene prescritto un tampone molecolare che determina la chiusura della quarantena o dell'isolamento. Quindi assolutamente questa è una procedura strettissima che viene seguita a tutte le aziende. Dottoressa, quindi mi pare di capire comunque che si procede sempre per cerchi concentrici, non è previsto un test per esempio a tappeto di tutti i cittadini? Viene previsto un test, allora tutti i contatti stretti viene previsto il test e poi per i contatti occasionali, che possono essere quello che si è affacciato dalla porta piuttosto che quello che si è seduto con me a fare una chiacchierata, chiaramente viene fatta una valutazione caso per caso a secondo del tipo di esposizione. Anche in quel caso abbiamo un atteggiamento prudenziale che è quello di estendere piuttosto che di ridurre la possibilità di fare il test. Potrei anche sugli asintomatici. Allora direi, sentiamo cosa aveva da dirci oltre a questa domanda la dottoressa Russo, poi le domande, poi proseguiamo.
Allora, il Presidente mi ha chiesto di essere qui presente con voi per darvi alcuni chiarimenti sulla mortalità, ma se volete insomma ne parliamo dopo, anche perché è abbastanza veloce. No, l'altra cosa che è emersa è questa, che si è praticamente insinuato il dubbio che noi abbiamo misclassificato la condizione di sintomatico o asintomatico. Allora, intanto torniamo indietro. Riavvolgiamo il nastro al periodo in cui sono aumentati i casi, quindi la frequenza dei casi giornaliera era superiore ai 3.000, è arrivata anche un giorno, perché me lo ricordo bene, a 5.200 se non mi sbaglio. È chiaro che l'aumento di questi casi in maniera esponenziale, cosa che è successa nella seconda ondata, da noi prima e in altre regioni dopo, porta naturalmente ad un sovralavoro da parte di tutti i colleghi che devono chiamare il soggetto per determinarlo nello stato clinico. Questo è l'indicatore 1.1 nel nostro sistema di monitoraggio, quello che per decreto legge è previsto come risposta delle regioni all'Istituto Superiore di Sanità. Allora, la soglia è del 60% per quanto riguarda questo indicatore. Noi abbiamo un monitoraggio continuo di questo indicatore, ci siamo resi conto e abbiamo visto, parlo di noi come di livello centrale, quindi di direzione prevenzione, che questo indicatore stava scendendo, cioè c'erano un insieme di soggetti di cui non disponevamo dello stato clinico, cioè che ci risultavano come asintomatici, ma non era confermato dalle aziende. Abbiamo fatto un incontro, io un pomeriggio mi trovavo qui, ho fatto un incontro con tutti i dipartimenti di prevenzione, non erano presenti solo i direttori, ma chiunque insomma il direttore abbia ritenuto potesse essere presente a quell'incontro, e ho stressato molto bene un concetto, che noi avevamo diviso i soggetti non presi in carico per ULSS. E così abbiamo fatto. Ad ognuno abbiamo mandato i propri, cioè quelli che non risultavano presi in carico, e abbiamo dato indicazione, tra virgolette, diciamo molto pressanti, che indipendentemente dal ruolo che i vari operatori sanitari occupavano all'interno del Dipartimento, dovevano coprire tutti quei soggetti che risultavano non presi in carico, e quindi confermare che fossero asintomatici o modificare quello stato scrivendo che erano sintomatici. Questo è stato fatto, e noi in contemporanea abbiamo fatto un decreto dove abbiamo istituito, quello a cui faceva riferimento il Presidente prima, una piccola commissione che chiamiamola di supporto verifica, dove ci sono dentro 2 direttori di dipartimento, un dirigente medico della mia direzione, un ingegnere gestionale, che sono andati principalmente nelle aziende più grosse, che sono quelle che naturalmente erano quelle che per ragioni di numerosità, di difficoltà, di complessità della situazione erano più in difficoltà, che erano Verona, Padova principalmente, per andare a vedere quale fosse il problema per cui non si riusciva a star dietro a tutte, diciamo, le chiamate, a tutti i contatti. È stata fatta questa verifica, sono stati fatti dei verbali, sono stati introdotti degli elementi correttivi, tant'è che abbiamo cominciato a monitorare per unità di personale, per unità di tempo, quante indagini i colleghi potevano fare, ed è un monitoraggio che noi continuiamo. La domanda precedente che mi è stata fatta sulla sorveglianza epidemiologica e quindi sul cosiddetto contact tracing, abbiamo tra l'altro istituito un cruscotto, quindi un sistema informatizzato che permetta ad ogni azienda di verificare il proprio trend giorno per giorno, e noi lo verifichiamo per tutte le aziende. Nel momento in cui vediamo che va giù, scriviamo alle aziende per riprendere il loro target. Allora, noi possiamo anche pubblicare i dati, che tra l'altro abbiamo anche fornito al report, dove settimana per settimana abbiamo scritto il numero assoluto di casi che si sono verificati, il numero dei soggetti che abbiamo mandato all'istituto come soggetti asintomatici e quelli sintomatici. Vi posso assicurare che nel periodo e nelle settimane di massima incidenza il numero dei sintomatici supera gli asintomatici, e questo è quello che abbiamo nei report ufficiali che abbiamo naturalmente
ovviamente che condividiamo con l'Istituto Superiore di Sanità e che per noi sono gli elementi ufficiali. Quindi io credo che se abbiamo sbagliato in qualche elemento, abbiamo avuto dei momenti di non performance, questo è normale perché è stato determinato dall'elevato numero di casi che avevamo. Corretto è stato invece aver verificato e valutato il problema, suddiviso per ogni azienda l'entità del problema e chiesto ad ognuno di recuperare su quello che non erano riusciti a seguire in tempo reale, e questo devo dire i colleghi lo hanno fatto con un grandissimo sforzo, lavorando anche il sabato e la domenica pur di recuperare tutti i soggetti che non risultavano avere uno stato clinico. È chiaro che ci sono dei soggetti che non siamo riusciti a raggiungere. Vi ricordo che il target, cioè la soglia, è rappresentato al 60%, noi l'abbiamo superato e siamo arrivati all'80% e poi anche al 90%, facendo questo grosso recupero. Tra l'altro questo trend è pubblicato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi non c'è niente che sia in qualche modo non tracciato. Tutto quello che ho detto è tracciato e quindi devo dire che il lavoro e la nostra strategia, che si basa molto sul contact tracing, sull'affidabilità del dato, perché a questo è legata l'affidabilità del dato, è uno degli elementi per cui anche nei confronti a livello interistituzionale con l'Istituto e con il Ministero troviamo sempre la modalità di collaborare in maniera estremamente efficiente, rispondente a quelli che sono gli indicatori. Può chiarire in maniera ancora più chiara la storia della scheda precompilata, che è esattamente la domanda che ho fatto io stamattina. No, diciamo che non esiste una scheda precompilata, ci sono i vari soggetti, Francesca Russo, Mario Rossi, eccetera, per cui risulta che è positivo, accanto c'è scritto asintomatico, ma non è stato confermato. Quindi l'operatore che contatta il soggetto, e noi vediamo se l'ha contattato o meno, mi conferma l'asintomatico oppure mi scrive sintomatico e mi scrive la data insorgenza sintomi. Questo è verificabile dalle percentuali, come dicevo prima, dei soggetti asintomatici e asintomatici di quel periodo. Quindi non c'è una collocazione dello stato clinico a priori, c'è invece un elenco di soggetti dove tu mi devi confermare se quella persona è sintomatica o asintomatica. Ricordo che la soglia per questo indicatore è del 60%, quindi noi dobbiamo garantire per l'affidabilità del dato, solo per quello, che sia superiore al 60%, quindi ogni altra considerazione mi pare superflua. Posso? Solo una specifica? Sì, allora apriamo le domande alla dottoressa Russo. Angela Pederiva. Dottoressa, perché di default esce asintomatico? Cioè è un problema del software, originario? No, non è un problema, perché nel momento in cui io sono stata presa in carico risulta Francesca Russo positiva. Il mio stato clinico deve essere per forza conseguente ad una conferma del fatto che io sia asintomatica o sintomatica. Potrei anche scrivere tutti sintomatici, ma poi vale il fatto che io vada a confermare o a scrivere quello che effettivamente è, quindi non è che non è uno stato clinico attribuito di default, perché quello che non viene confermato non vale, non è che io lo conto come asintomatico se non mi viene confermato, così come se fosse sintomatico. È stato contestato il fatto che in realtà invece la sintomaticità che risultava per mancato contatto poi andava a garantire il mantenimento della regione in fascia gialla? No, non è così, perché se voi vedete, li abbiamo anche mandati i dati, li abbiamo anche mandati a Report, ma li possiamo dare. Abbiamo una tabella dove c'è la percentuale proprio nelle settimane di maggiore criticità per quanto riguarda l'incidenza, di numerosità, di percentuale di soggetti sintomatici registrati come tali rispetto a quelli asintomatici, quindi diciamo che questo credo che sia importante. Se ci date i dati allora magari. Certo, mandiamo la tabella che abbiamo mandato anche a Report. Marco Bonet. Sì, dottoressa, per essere ancora più chiaro ed esplicito su questo sistema di conteggio dei sintomatici e asintomatici ha influito sul calcolo dell'RT della Regione Veneto? Ma adesso di questo dovrei anche documentarmi. L'RT dipende da tanti fattori, che sono l'incidenza, che sono poi anche il numero di soggetti sintomatici o asintomatici,
che anche, se non mi ricordo male, il fatto che se fossero cassi autoctoni oppure cassi stranieri, perché è di importazione, perché avevamo avuto questo problema in estate, se vi ricordate avevamo avuto dei focolai. Poi sull'R&T interviene si viene inserito anche un algoritmo molto complesso, si inserisce anche la presenza dei focolai, la capacità della regione di contenere i focolai e poi anche quelli che sono chiamati indicatori di resilienza, cioè la capacità della regione di controllare l'epidemia attraverso il contact tracing. Quindi sono tutto un insieme di indicatori, però l'indicatore 1.1, che è quello a cui fa riferimento lo stato clinico, è un indicatore di affidabilità del dato e quindi diciamo che tra l'altro i nostri dati, e non tutte le regioni sono in questa situazione ma ci stanno arrivando, è quello di avere assolutamente in linea il nostro dataset, quindi il nostro sistema di numero di soggetti positivi o negativi, andiamo ancora prima, con l'Istituto Superiore di Sanità, quindi loro hanno la possibilità di controllare praticamente sempre l'andamento. Ogni martedì c'è un incontro fra i nostri collaboratori e l'Istituto Superiore di Sanità, vengono controllati i dati. Il mercoledì sera, no, non mi ricordo, il martedì sera o il mercoledì sera intorno alle 9:30 arriva il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che noi il giorno dopo naturalmente confermiamo. Quindi è un rapporto assolutamente aperto e in chiaro con quelle che sono le istituzioni. L'incidenza invece negli ultimi decreto legge è stato previsto è stato inserito come indicatore chiave, l'avete visto, che determina il fatto che una persona al di là dell'R&T vada in rosso o meno, che è stato introdotto come cut-off 250 su 100.000. Questo, e quindi l'incidenza, per essere insomma come si può dire più vicina alla condizione di rischio della regione, viene calcolata il giovedì mattina, quindi è un altro flusso aggiuntivo rispetto a quello dell'istituto. Il giovedì mattina viene comunicata e dopodiché questa, se è sopra o sotto, determina praticamente il passaggio di fascia della regione insieme all'R&T. Sì, potremmo aggiungere una roba che con una lettura in diretta, ascoltando la dottoressa, che se noi non avessimo avuto modificate l'R&T come parametro soglia e l'incidenza, non saremmo mai andati in zona rossa neanche di recente, perché non abbiamo mai superato i valori vecchi di dicembre, sono stati radicalmente cambiati per far scattare le zone rosse o le zone arancioni, perché vi ricordo che si andava in zona rossa con 1,50, no? Sì, superiore all'1,50. Superiore all'1,50, quindi noi non ci eravamo mai andati. L'R&T e l'incidenza era quanto? No, l'incidenza non c'era, tant'è vero che noi avevamo in quel periodo, ma come anche altre regioni, un'incidenza molto alta, però un R&T basso. Questo da che cosa era determinato? Se voi avete presente la curva, abbiamo una curva che nella parte più elevata è una curva che presenta un andamento segmentato, tant'è vero che noi ci siamo anche confrontati con l'istituto e c'è anche una mia nota. Abbiamo scritto dicendo che ci trovavamo in una situazione in cui, nonostante tutte le cose che avevamo messo in piedi, tutti i sistemi di, come si può dire, di controllo e di sorveglianza, e lì sono elencati tutti i bollettini che sono molto più complessi rispetto a quelli che naturalmente vanno alla comunicazione, perché servono proprio a monitorare i singoli aspetti di controllo della diffusione del virus. Che cos'altro potevamo fare? E diciamo che la risposta che ci è stata data anche dall'istituto è che noi stavamo agendo con un'azione corretta di contenimento, perché effettivamente quell'andamento mette in evidenza come tutti gli sforzi fatti dalla Regione erano centrati sul contenimento. È chiaro che poi, per fortuna, via via cominciato a scendere. Quindi questo insomma è quello che è rappresentato, ma è rappresentato dai fatti e non dalle parole. Ci sono altre domande per la dottoressa Russo, Cristina Giacomuzzo e poi Filippo Tosato. Dottoressa, mi scusi, non ho capito chiaramente se lei confuta la dichiarazione di questa signora, di questa tracciante, di questa dipendente della prevenzione, dicendo questa lista preconfezionata non può esistere, oppure se questa lista esiste ma è il frutto di questo super lavoro di tracciamento che è stato fatto.
No, io non sapevo neanche fosse un uomo o una donna quello che ha parlato, ecco, quindi no, allora diciamo che probabilmente questo operatore o non era presente all'incontro o non ha letto quello che abbiamo scritto, perché noi abbiamo chiesto a tutte le aziende di confermare o modificare quello che è lo stato clinico del soggetto. Questo cosa voleva dire? Voleva dire andare a contattare la persona o a rintracciare se avevamo già segnato da qualche parte, perché anche questo è successo, che le telefonate venivano fatte, lo stato clinico veniva identificato ma non era caricato sul sistema di biosorveglianza, quindi avevamo questa discrepanza fra i dati che noi avevamo nel nostro sistema e invece le attività che comunque l'azienda aveva fatto ma che non aveva avuto il tempo di portare nel sistema di biosorveglianza, facendo magari dei file Excel oppure scrivendo tutte le cose. Quindi questo serviva a fare questo lavoro per chi non era stato contattato, invece di contattarlo, sempre considerando che non potevano contattare il 100%, anche se molti lo hanno fatto, ma almeno il 60% di quelli che non risultavano contattati. Quello che noi abbiamo mandato all'Istituto Superiore di Sanità è poi stato soltanto quelli che sono stati validati dalle aziende ULSS, quindi correttamente sintomatici e correttamente asintomatici, e questo risulta dai report che sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità. Scusi, per capire, io ascolto e cerco di apprendere. Faccio io una domanda. Il famoso parametro 1.1, che quindi è la verifica, cioè il nostro grado di contact tracing che riusciamo a fare, giusto, no? No, la nostra capacità di capire lo stato clinico del soggetto, quindi il primo contatto. Sopra il 60%, sì. Cioè vuol dire fatto 100 persone positive e io devo averne contattate almeno 60. Quindi nell'eventuale attribuzione di zona pesa il restare sopra o sotto questo parametro, oppure c'è un ulteriore parametro che va a pesare in base al numero di positivi rispetto ai negativi, ai sintomatici rispetto ai sintomatici? No, diciamo che è uno degli elementi, no, è uno degli elementi. Per cui cosa succede? Nella valutazione complessiva del dato, vi ricordo che sono 21 gli indicatori che si trovano nel sistema di monitoraggio, uno che è quello 1.1, quelli della tabella 1, dove c'è anche un altro indicatore, per esempio, che è l'1.2, che è quello di scrivere per ogni soggetto che è ricoverato la data di ricovero. Ecco. Quindi anche quello praticamente incide, ce ne sono tutta una serie. Quindi questo indicatore è uno degli indicatori che poi nell'algoritmo dell'RConT rientra, ma non è l'indicatore che fa scattare il giallo o il rosso, è uno degli indicatori. Un altro indicatore, non per correggere la Presidente ma per chiarire, il contact tracing è un altro indicatore ancora, è un indicatore, non è l'1.1, un altro indicatore mi pare che sia il 2.1, dove praticamente dice che la regione, tra l'altro non è immediato ma viene considerato sui 30 giorni, quindi è un indicatore di trend, per dire se la regione è capace di seguire l'indagine epidemiologica, quello che dicevamo prima, se hai il soggetto positivo, se è stato in grado di intercettare i contatti stretti familiari e lavorativi, sì o no, e questo è un indicatore di resilienza, cioè un indicatore di capacità del sistema sanitario di mantenere il tracciamento di tutti i soggetti, non solo positivi ma anche dei contatti. Quindi si aggiunge al concetto di positivo con uno stato clinico sintomatico o asintomatico anche la capacità che ho di individuare i contatti e quindi di bloccare la diffusione del virus. È un sistema abbastanza complesso che non può essere ricondotto a un unico indicatore, però il nostro obiettivo è quello che perseguiamo ogni settimana, per non dire ogni giorno, facendo un lavoro tra l'altro con Azienda Zero molto in come si può dire fianco a fianco per migliorare sempre di più le performance del nostro sistema di biosorveglianza, è proprio quello di rispondere in maniera precisa a quelle che sono le richieste e gli indicatori, perché sappiamo che sono degli indicatori tecnici difficilmente comunicabili, soprattutto dalla parte politica, dei decisori politici, e devono essere insomma il più possibile precisi per dare la possibilità insomma di mettere in evidenza quella, la condizione di rischio, non tanto la classificazione di merito, è proprio la classificazione di rischio che ha sicuramente un significato di sanità pubblica diverso. Ha avuto indicazione da parte di qualcuno di caricare asintomatici?
Da parte di chi? Non lo so, siccome nessuno ha il coraggio di chiederglielo, glielo chiedo io. Mi ha rubato la domanda. Io non farei mai il vostro mestiere. Questa domanda diciamo che non merita risposta. No, in realtà, se mi consente, io volevo cambiare argomento, volevo farle una domanda invece che riguarda proprio l'andamento epidemiologico nelle scuole, perché ieri, ma anche oggi, abbiamo delle segnalazioni di casi, insomma. Che sorpresa! Come voi stessi avevate, insomma, ventilato nei giorni scorsi, devo dire. Allora diciamo che è normale che quando si riprende l'attività in un setting come quello scolastico o in altri setting di comunità, questo può comportare un'evidenza di positività, ecco, chiamiamola così. Che poi questa positività sia preoccupante o meno invece è un altro discorso. Io vi posso dire, abbiamo fatto stamattina, abbiamo anche lì un sistema che ci permette in maniera automatizzata di controllare. Rispetto alla rilevazione della settimana scorsa non abbiamo un aumento, anzi una leggera diminuzione, però i casi positivi ci sono. Quindi diciamo che al momento riteniamo che la situazione, insomma, è abbastanza sotto controllo. Adesso ci siamo sentiti anche col professor Baldo in questi giorni, che come sapete sta portando avanti il lavoro delle scuole sentinella, e a breve ci dovrebbe fare una piccola sintesi di quello che ha fatto finora, e quindi avremo la possibilità di capire se il problema, anche quando va cercato e non solo quando si manifesta, è significativo o meno, perché questo era insomma il nostro obiettivo. Quindi al momento non abbiamo insomma segnali di preoccupazione, ma un andamento di positività che naturalmente andiamo a controllare. Noi speriamo che, così come è stato l'anno scorso con la stagione primaverile e estiva, possa ridursi effettivamente la circolazione del virus, e quindi in maniera naturale, al di là della componente vaccinale, possano ridursi anche insomma questi focolai, però al momento non abbiamo motivi di preoccupazione. Mi scusi, ha detto che la circolazione sarebbe lievemente inferiore rispetto alla... Sì, diciamo che in termini di numeri assoluti leggermente. Qui abbiamo un grafico, se vede la settimana scorsa e se vede adesso, insomma, non abbiamo un trend in aumento che allora mi determina una situazione insomma di maggiore allarme. Diciamo che stiamo controllando i casi che si stanno verificando, insomma, che è normale, ce li aspettavamo. Grazie. Era rimasta in sospeso un intervento di Marco Bonet. Sì, per il Presidente. Quindi abbiamo finito. Sì, grazie. Mi spiace dover tornare di nuovo sulla vicenda di Report, ma poi il dibattito ci ha portato un po' fuori strada. Allora, io volevo fare delle domande molto specifiche, perché mi pare che al centro dell'Archerei, che vedo anche sui social in queste ore, c'è il tema dello studio di Crisanti nascosto. Questo è l'argomento. Allora, la prima domanda che le faccio è: lei era a conoscenza del fatto che il professor Crisanti aveva fatto uno studio che dimostrava che i test rapidi, il 30% dei test rapidi, a suo dire, non funzionano? L'ha mai visto questo studio? No, non l'ho mai visto, tanto è vero che poi ne chiederò una copia alla dottoressa Ricci. Non l'ho mai visto se questo pubblicato, ma del resto c'è anche da dire che io le informazioni che ho rispetto a questo sono giornalistiche, cioè non ho... Okay. So dal dibattito che c'è stato in azienda ospedaliera, quelle robe lì, insomma, esatto. No, perché ne scrissero parecchi giornali in quei giorni lì, cioè anche nazionali se non ricordo male, quindi lei non l'ha mai visto. L'altra cosa è questa: io ricordo che, magari i colleghi mi conforteranno su questo, che in conferenza stampa, quando esplose questo caso dello studio del professor Crisanti sui giornali, il direttore generale Flor venne qui a dire che questo studio non c'era. Lui disse chiaramente: questo studio io non l'ho mai visto, non posso parlarvene perché io non l'ho mai visto. Ora noi scopriamo da questo fuori onda, che non mi risulta sia ancora stato smentito, che lui avrebbe detto
non più che lo studio non esiste, ma che lo studio c'era e che lui ha suggerito di dire che non c'era perché temeva una causa dell'azienda farmaceutica che produce questi test rapidi. Non ho sentito, ti dico la verità, non ho sentito il fuori onda, andrò a sentirlo, tanto è vero che l'assessore deve vedere Flor, lo vedrò anch'io, poi ovvio, però non so, non ho sentito il però fuori la onda. domanda è, a lei Flor ha mai detto questo studio esiste, ma io consiglio di non farlo vedere perché altrimenti la casa farmaceutica ci fa causa e rischiamo una casa per danni? No, io ricordo, perché ricordiamo che Flor era direttore dell'azienda ospedaliera, non era direttore della sanità. Ricordo che quando ci fu l'uscita chiesi di avere questo studio, mi parlò che uno studio vero deve avere determinati parametri eccetera, poi guardate sono carte che si sono scritti tra di loro, poi non è che ci occupiamo noi di queste cose. No, certo che ho capito, quindi comunque non le fu mai paventato il rischio di una causa della Abbott, produttrice dei test, perché questo si capisce da report, cioè che il rischio era che Abbott, il timore era che Abbott so per certo che Abbott chiese lo studio. Abbott chiese lo studio. Adesso ce l'avrà? È già disponibile su Focus? Cioè, è probabile che ci sia anche una lettera di richiesta. Ok. Però, ripeto, quella è contabilità e burocrazia dell'azienda ospedaliera. Va bene, grazie. Prego. Altro? Se non ci sono... Cristina Giacomuzzo. Presidente, mi scusi che non trovo l'appunto. Sì. Allora, a domanda diretta, chiedevo la domanda diretta, la prima. In report si dice, ieri sera hanno denunciato il fatto, alcuni sindacalisti dell'area sanitari, che non si sono sentiti liberi di esprimersi perché avevano paura di effetti collaterali, di rivalse, quindi questo clima di omertà secondo lei esiste? Se sì, c'è qualcosa da fare? Guarda, io scusi, per la domanda, Report diceva, il giornalista di Report diceva, Zaia ha sottovalutato, soffocato il grido di allarme di alcuni medici che chiedevano il passaggio in zona rossa perché non ce la facevano più l'ospedale, erano presi malissimo. Io penso che non rientra nel ruolo del sindacato sollevare i problemi, denunciare, se qualcuno ha avuto ritorsioni o pressioni è ancora in tempo, vado a denunciare, io non so nulla di questi fatti. Ho visto addirittura che c'è chi ha detto che doveva andare a lavorare col pannolone, no? Se non ricordo male. Non mi sembra che abbia avuto ritorsioni, non so neanche chi sia, non so neanche se è un sindacalista, non so niente. Io vedo tutti i giorni sui giornali persone che esprimono giustamente, liberamente le proprie opinioni, non mi risulta che ci sia, non c'ho altro da aggiungere. La teoria generale, insomma, che il punto di vista, la teoria generale che il report tende a dire è questa: il Veneto, restando in zona gialla, ha causato quell'eccesso di mortalità di 2000 morti. Questa è un po' l'accusa che le si rivolge. Come si sente davanti a questa dichiarazione e se sì, come ribatte, come critica anche questa posizione? Mi sento davanti a una domanda alla quale ho risposto penso 100 volte a dicembre, non rispondo neanche più. Perché guardate, la dottoressa Russo prima ha parlato, più di applicare le circolari e quello che si doveva fare, cosa dobbiamo fare? Inventarsi noi i colori delle zone. Posso aggiungere? Prego, dottoressa Ricci, poi si è prenotato Marco Bonet. Sì, un po' riprendendo, ma guardate, io semplicemente leggo il lavoro, non ci metto niente di mio, nessuna interpretazione, i numeri sono i numeri, io insomma faccio questo di mestiere. Nel senso che in questo lavoro la sensibilità del test antigenico, quindi la capacità del test antigenico di rilevare correttamente come positivi i positivi, si dice che a seconda insomma del confronto con i diversi tipi di test molecolari del 77.8 e 79.2. Allora già 79.2 è molto più vicino all'8 che non
al 7 quando si dice 3 casi su 10 o 2 casi, no? Quindi qua siamo già ai 2 casi su 10, con una variabilità statistica scritta in questo lavoro che va dal 65.9 all'89.2, perché ovviamente, come vi dicevo prima, i numeri di casi discordanti erano talmente pochi che la variabilità statistica attorno al dato è molto ampia, quindi non si possono trarre conclusioni secche su il test antigenico sbaglia 3 volte su 10 o 2 volte su 10, perché la statistica ci dice che questo potrebbe essere anche una sensibilità del 90% o anche più bassa, ma vanno approfonditi questi dati. Peraltro ci terrei a ricordare che il Veneto non ha sostituito i test molecolari con i test antigenici, ha aggiunto il test antigenico rispetto alla capacità massima. Io vengo da un laboratorio e so bene quanto i laboratori sono stati tirati per il collo a fare tutti il numero massimo di tamponi molecolari possibili, e in Veneto se ne facevano numeri superiori ai 20.000, 22.000 al giorno, che è un numero altissimo di test molecolari. A questi si aggiungevano i test antigenici, che magari è vero hanno una sensibilità un po' più bassa rispetto al test molecolare, ma comunque permettevano di aggiungere capacità diagnostica a una base che già era quella dei test molecolari, che peraltro, ve lo dico da laboratorista, non sono perfetti neanche quelli. Non esiste al mondo un test che abbia una sensibilità del 100%, proprio non esiste. Quindi tutti i test hanno dei valori di sensibilità inferiori al 100%. Ma ripeto, questo è proprio il dato, ma io vi consiglio di vederlo questo lavoro, anche se ovviamente un lavoro scientifico non è semplicissimo da interpretare, però i dati sono estremamente interessanti, ci mancherebbe altro, ma poi bisogna approfondirlo per capire quali sono le conclusioni più corrette. Marco Bonet. Sì. Il dottoressa dice il problema è che, per quel che mi riguarda, almeno qui il problema non è il merito, cioè se i test rapidi sono o non sono affidabili, cioè potrebbero anche avere un'affidabilità del 15% e la regione potrebbe decidere, credo legittimamente, di dire li utilizziamo lo stesso a sommatoria dei test molecolari. Cioè, qui la questione è un'altra, è che c'era uno studio che è stato detto che non c'era, che adesso scopriamo che c'è, e soprattutto che la motivazione in un fuori onda che viene data per cui questo studio non è stato reso pubblico, si è sostenuto che non c'era, era per non dispiacere una casa farmaceutica che avrebbe potuto fare causa alla regione. Questo mi pare il punto da appurare. Peraltro, adesso io lo dico perché mi è arrivata qui in diretta, dottoressa Russo, scusi, lei prima diceva: io questo studio a me non è mai stato mandato alla direzione di prevenzione, a me però hanno appena mandato qui un'intestazione su carta intestata dell'azienda ospedaliera, studio del professor Crisanti datato Padova 21/10, alla cortese attenzione del dottor Luciano Flor, del dottor Daniele Di Donato e per conoscenza dottoressa Francesca Russo, direzione del servizio di prevenzione. Lei conferma che non l'ha mai ricevuto? Non ho mai visto questa roba, comunque vado a vedere, però volevo dire una cosa. 21/10 ottobre, non so. Comunque voglio dire una cosa, allora lo studio, e lo dico perché forse prima non sono stata abbastanza chiara, allora gli studi sono studi, le circolari sono circolari. Allora, come si può dire, i suggerimenti, quelli che possono essere non dico dei consigli, ma comunque degli elementi di valutazione vanno inviati. Io ho detto che abbiamo mandato al Comitato Tecnico Scientifico, e di questo naturalmente abbiamo prova, che c'era la nostra delibera con l'utilizzo dei tamponi rapidi per quello che era previsto, tra l'altro da un documento passato in conferenza Stato-Regioni, un documento ministeriale, tutto sui test, si chiama Covid-19. Ho avuto il parere positivo e siamo andati in giunta, dopodiché alcuni colleghi avevano espresso delle perplessità, ci siamo incontrati e abbiamo chiarito queste cose. Quindi diciamo che di studi scientifici ne abbiamo tantissimi, che poi uno studio venga pubblicato o non venga pubblicato ha il significato di uno studio. Per noi quello che vale da un punto di vista istituzionale è quello che arriva attraverso le indicazioni centrali che possono essere dell'istituto, o meglio fatte proprie dal Ministero a seguito di indicazione dell'istituto o di altri enti regolatori oppure scientifici.
Se ho capito bene, lei dice quello studio non ha seguito l'iter istituzionale previsto per arrivare... No, lo studio è uno studio, mette in evidenza un elemento che tu hai colto. Io posso valutare da soggetto istituzionale se quello è sufficiente a modificare una strategia. Generalmente non lo è, perché costituisce quel bagaglio che sono le cosiddette evidenze scientifiche. Allora, se poi sono delle evidenze scientifiche importanti, chi ne deve tener conto sono gli enti centrali, per cui danno indicazioni a tutte le regioni. Io seguo quello che sono le indicazioni del Ministero e dell'Istituto e chiaramente sono anche sensibile e ascolto, perché così deve essere, anche quello che il Comitato Tecnico Scientifico ha da dirmi, e quindi è quello il mio organismo di confronto che mi consente di portare avanti un tipo di strategia rispetto a un'altra. Questo non c'entra niente che lo studio sia pubblicato o non pubblicato rispetto a quella che è la decisione della Regione. Volevo far chiarire questo, ma forse non è emerso. Ok, grazie. Io non ho altre richieste di intervento, quindi grazie a tutti e grazie, buongiorno. Appuntamento domani. Eccoci, allora è finita la conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, dedicata in gran parte, l'avete sentito, a chiarire quegli aspetti che sono stati messi in evidenza dalla trasmissione Report di ieri sera, ma c'è stato poi anche un importante focus sulle varianti nel nostro territorio e sugli studi che attualmente l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sta appunto attuando. Per quanto riguarda l'andamento dei contagi, l'andamento dell'epidemia in Veneto, avete sentito in apertura di conferenza che c'è stato un lieve incremento per quanto riguarda i ricoverati. Complessivamente abbiamo in Veneto nelle ultime 24 ore 843 nuovi positivi, un lieve incremento dei ricoverati perché ne abbiamo 6 in più, complessivamente 1546 le persone tuttora ricoverate appunto negli ospedali, mentre sono 218 quelli in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri, il restante in area non critica, dei quali 263 non Covid e 218 Covid più 3. Sono 36 le persone che hanno perso la vita in Veneto nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece l'andamento della campagna vaccinale, c'è stato un vero e proprio boom ai portali della regione ieri dopo l'apertura della possibilità di prenotare la vaccinazione per la fascia d'età 60-69. Giovedì verranno inoculate 42.000 dosi di vaccino appunto a questa coorte di popolazione che comprende complessivamente 603.000 persone e ha detto il governatore Zaia se arriveranno le dosi promesse, e pare proprio di sì, in una decina di giorni questa fascia d'età, quella dei 60-69, verrà ultimata. L'idea comunque è di porre come data ultima per questa coorte il 19 di maggio, dopodiché si potrà incominciare con la fascia dei cinquantenni. Intanto ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali, ieri il Veneto è tornato in zona gialla e quindi hanno riaperto tutta una serie di attività. Vediamo com'è andata ieri sera a Treviso nel servizio di Christian Arboit. Hamburger. Tutti hamburger ricchiani. Hamburger e patate. Esatto. E patate. E un calice di prosecco, vino rosso. Io un calice di vino rosso. Io guido quindi niente. Anche questo è un bel messaggio, quindi nonostante l'attesa, responsabilità fino alla fine. Per forza, non bevete e guidate. Non fatelo. Ecco, da quanto tempo aspettavate questo momento? Chiedo a te. Dal 1° di novembre.
Quando hanno chiuso tutto. È qui con noi il titolare di Tony del Spin, Alfredo Sturlese, che gestisce questa osteria dal 1983. Esatto. Però appunto dicevamo l'osteria è del 1880. Esatto, è nata nel 1880 come osteria, poi è proseguita con alcune gestioni, di cui la nostra sarebbe la terza gestione, ed è proseguita fino ad oggi, diciamo, con 3 gestioni. Come li trova questi clienti? Soddisfattissimi, contenti, felici di uscire, cioè, nonostante la temperatura che non è tanto gradevole, però sono tutti contentissimi. Per lo più giovani? Sì, stasera stranamente solo giovani, quasi tutti giovani e soprattutto ragazze. Comunque è un bel segnale che ci siano giovani. I giovani vuol dire che hanno voglia di uscire, hanno voglia di andare fuori, vogliono andare fuori, vogliono uscire, perciò giustamente. Ecco, praticamente l'ora del coprifuoco, non c'è più nessuno lì, dove sei? L'ora del coprifuoco. Scatta adesso. Mi trovo in piazza Monte di Pietà, siamo sul retro della loggia dei 300, siamo con Paolo Vianello che è titolare di una bar, sta facendo una corsa contro il tempo per chiudere. Certo, adesso dobbiamo chiudere perché c'è il coprifuoco, naturalmente è il tempo di rincasare e basta. Vedo che però i ragazzi che prima qua erano in massa se ne sono andati tutti in maniera regolare. Sì, li ho avvisati che anche loro devono tornare a casa per le 22, perciò sono andati giusti in tempo. È soddisfatto di questa prima giornata? Beh, diciamo sì, si comincia a respirare un po' di aria di libertà, finalmente ho visto un aperitivo rilassato. Prima serata di spritz, ragazzi, siamo in diretta su Antenna 3. Sono le 22 in punto. Ecco, lo sta i dicendo rintocchi delle campane. Campanaria. Com'è andata questa prima serata? Bene, dai, tutto ok, ci siamo divertiti. Era da tanto e ci voleva, secondo me. Da quant'è? Mesi. Questa è la prima serata, quindi dopo tanto tempo, sì. Quanto l'aspettavi? Tantissimo, cioè non vedevamo loro sinceramente di ritornare a fare, tra virgolette, festa nei bar, sinceramente. Avete brindato uno spritz, che cosa? Sì, avevamo preso uno spritz, sì, tanto per tornare a come era una volta, insomma. Fatto sta che sono già le 10 però. Sì, sono le 10. È troppo presto. Troppo presto, dici? Sì. Adesso bisogna correre a casa. È andata abbastanza bene, dai. Dopo una volta riempiti i tavoli purtroppo non avevamo disponibilità di fare altro perché dopo le 17 non c'era sport né niente, quindi tranquillo. Come li hai trovati i tuoi clienti? Contenti finalmente di rivederci, soprattutto quelli fidelizzati, è stato molto bello ritrovarci e servire di nuovo. L'identikit, soprattutto giovani, abbiamo visto tante ragazze. Variato, soprattutto di età, dai signori che vengono di solito a bersi l'ombretta, ai più giovani, alle ragazze. Un po' varie. Il coprifuoco oggigiorno è una scelta puramente politica che non ha più nessuno scopo scientifico per salvaguardarci dal virus. Anche il CTS a riguardo non è mai stato convocato nelle ultime decisioni del governo e quindi a questo punto riteniamo che sia doveroso toglierlo il prima possibile, anche perché in serate come questa, che saranno sempre più frequenti, si rischia che le persone alle 22 andate via dai nostri locali si ritrovino nelle abitazioni private dove le distanze non possono essere rispettate, dove le mascherine non verranno più usate e quindi il rischio del contagio, come era l'estate scorsa, rischia di essere più problematico col coprifuoco che senza. Eccoci, allora adesso la linea va alla regia per la pubblicità. Noi ritorniamo tra poco con l'approfondimento straordinaria a 3 dedicato all'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Il tema di quest'oggi è la lombalgia da smart working, quindi un argomento di grande attualità. Naturalmente anche voi telespettatori potete partecipare con le vostre domande come sempre. Pubblicità.
Ed eccoci nuovamente in diretta straordinaria a 3 dedicata all'ULSS 2. Parleremo quest'oggi di lombalgia con particolare riferimento a quella provocata dallo smart working. In studio qui con noi per aiutarci a chiarire questo argomento che sicuramente interesserà moltissime persone che appunto soprattutto nell'ultimo anno sono state costrette a lavorare da casa, il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa dell'ortopedia dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno dottore, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, lombalgia è una patologia diffusissima, no? Insomma, il mal di schiena, poi ci spiegherà meglio esattamente che cos'è. Da smart working sicuramente è un po' una novità di quest'ultimo periodo, quindi diciamo il fatto di lavorare da casa, di rimanere quindi molte ore a casa ha inciso nell'aumento delle patologie osteoarticolari? Certo, certamente, il fatto di muoversi molto meno soprattutto, per cui la lombalgia, che è il comune mal di schiena, che è dovuto proprio all'inattività spesso, non sempre ovviamente, gradualmente si è accentuato e diffuso di più con il fatto della riduzione del movimento, dell'attività che in questa pandemia ci hanno condizionato, dovute per le restrizioni necessarie, insomma, che sono state indicate. Per cui il fatto di rimanere molte ore seduti a casa e muovendosi molto poco soprattutto, perché ha fatto in tante persone ha fatto insorgere questo mal di schiena gravativo, fastidiosissimo, che non si risolve o si risolve a volte cambiando le posizioni, muovendosi un pochino, però poi riprende, eccetera, perché ovviamente abbiamo dovuto cambiare stile di vita, perché anche quello che adesso viene chiamato smart working, che è il lavoro da casa fondamentalmente, il cosiddetto lavoro agile, ovviamente ci ha impedito di fare quel minimo movimento quotidiano che prima tante persone facevano abitualmente per recarsi sul posto di lavoro, per il rientro, per uscire, per andare a pranzo, tutte, che sembrano banalità. Dice, ma sembra tutto ovvio, però quando viene a mancare l'ovvio poi in realtà subentrano dei piccoli problemi, che non sono cose gravi, però che comunque incidono negativamente sia sul fisico e anche sull'umore delle persone. Sicuramente, perché poi magari rientrano anche tutte quelle piccole attività quotidiane che si fanno andando al lavoro, dal prepararsi al mattino, lavarsi, vestirsi, fare la colazione magari in un modo diverso perché poi si deve uscire, camminare perché spesso insomma si va magari con il mezzo pubblico, si cammina fino alla fermata oppure si va in bicicletta, in ogni caso insomma un'attività motoria che è venuta completamente a mancare, e forse magari poi a casa si assumono anche delle posizioni diverse da quelle che si assumono in ufficio, nel senso che uno tende un po' più a rilassarsi, magari usa la poltrona invece della sedia, si mette sul divano con il computer, voglio dire, può incidere anche questo. E quindi in che modo incidono tutte queste magari posizioni scorrette anche nello sviluppo di queste patologie? No, certamente il fatto di aver dovuto rinunciare per necessità ovviamente, motivatissima, su questo non entro neppure in merito, a tante piccole attività quotidiane abitudinarie, il fatto di uscire per prepararsi, uscire per il lavoro, camminare, anche andare a fare la spesa o andare al bar, fare la colazione, tutte queste cose qui. Ovviamente alla fine in sostanza il problema è dovuto alla riduzione del movimento, ma in modo marcato, soprattutto per persone, la maggioranza, che alla fine il movimento che fanno è abbastanza limitato tutto sommato, no? Togliendo anche questo, naturalmente il nostro organismo ne risente, e il fatto che poi a casa obbligatoriamente ci troviamo a lavorare da soli, siamo da soli, non c'è nessuno che ci guarda o che ci controlla, perché sa, se io sono in ufficio tendo ad assumere una posizione anche un po' più esteticamente più corretta, insomma. Se invece sono a casa, sono da solo davanti al computer, mi siedo anche in posizioni che alla fine
influiscono negativamente, soprattutto... Si alza la gamba, ci si mette, vabbè, insomma, sa com'è, è un'abitudine sulla colonna vertebrale, ma non solo, perché sono aumentate anche altre patologie osteoarticolari, benigne intendo, nel senso che sono dovute proprio alla riduzione dell'attività, all'aumento delle posture, diciamo, chiamiamole così, scorrette, insomma, ecco, che influenzano un po' negativamente il nostro organismo. Ecco dottore, mi viene quindi immediatamente una domanda collegata a questo, perché stiamo parlando di smart working per le persone adulte. Non dimentichiamo però che questi mesi sono stati mesi da chiusi in casa anche per tantissimi giovani e giovanissimi, bambini e ragazzi che sono stati in DAD e quindi che hanno vissuto queste stesse limitazioni del movimento, dell'attività motoria, con peraltro appunto l'impossibilità anche di fare sport che molti facevano prima, quindi anche nei più piccoli o nei ragazzi giovani si stanno notando degli incrementi di problemi di questo tipo? Certamente, perché i giovani ovviamente hanno problematiche diverse, però il fatto che comunque anche per loro ci sia stata una riduzione marcata dell'attività fisica, perché sport, la danza, il fatto di poter uscire, insomma, anche a scuola, l'educazione fisica a scuola, tante cose naturalmente influiscono in modo negativo e sono soprattutto i più piccoli, diciamo, sono ragazzi in crescita o bambini in crescita e possono essere così affetti, diciamo, da dismorfismi a carico della colonna, paramorfismi, scusi, della colonna vertebrale, che non sono la malattia vera e propria della colonna, no? Perché non è una cosa strutturata, però sono atteggiamenti, vengono chiamati proprio atteggiamenti viziati, che condizionano un pochino lo sviluppo dello scheletro nel bambino adolescente. Naturalmente a quest'età è difficile che si manifesti una lombalgia posturale come nell'adulto, perché sono ragazzi in crescita, sono ancora molto giovani, cioè non hanno degenerazione di tipo artrosico, insomma, ecco, l'artrosi cosiddetta. Però quando saranno più adulti cominceranno ad avere il fastidioso mal di schiena, o il dolore, la dorsalgia, e questo, insomma, perché l'inattività influisce negativamente a seconda dell'età e si può manifestare sostanzialmente un po' più in ritardo, insomma. Ecco, e quindi diciamo che cosa possiamo fare noi per cercare di limitare questi problemi, soprattutto relativamente allo smart working che sicuramente sta continuando e molto probabilmente sarà destinato a continuare anche in futuro, perché già molte aziende si stanno orientando anche nel post pandemia a questo tipo di lavoro che ovviamente per molte aziende comporta dei vantaggi e quindi in tanti stanno già, come dire, mettendo le mani avanti che questa nuova modalità di lavoro cui ci ha costretto la pandemia in futuro potrà essere utilizzata sempre di più, quindi insomma dobbiamo in qualche maniera, come dire, no, attrezzarci anche noi proprio per evitare questo tipo di problemi. Che cosa bisogna fare? Appunto, in previsione appunto di un futuro in cui cambieranno determinate metodiche, bisogna che noi modifichiamo un po' il nostro stile di vita, nel senso che il mondo cambia, e noi non possiamo pensare di cambiare il mondo, ma dobbiamo cambiare un po' noi stessi, perché è inutile pensare di cambiare le cose in grande, è meglio pensare al proprio e fare dei piccoli cambiamenti, perché fondamentalmente quello che si deve fare è fare un po' di movimento, di attività fisica, non è che serve, chiaro, il lavoro bisogna, uno deve lavorare, che lo faccia in ufficio o lo faccia da casa, comunque seduto sta. Se gli viene a mancare anche il tragitto a piedi oppure gli viene a mancare il tragitto in bicicletta, bisogna fare un pochino di attività fisica, che certi piccoli esercizi si possono fare quotidianamente in 5-10 minuti anche a casa su un tappettino. Adesso nel mondo d'oggi che c'è di tutto e di più, basta aprire il computer e ci sono tutti i tutorial per gli esercizi per la colonna vertebrale, gli esercizi per le spalle, per le patologie della spalla, dell'anca, del ginocchio, cioè voglio dire, non è difficile, è questione che siamo un po' pigri
e costa un po' fatica mettersi lì e fare, però io lo dico sempre, lo dico anche ai miei pazienti, innanzitutto dobbiamo fare qualcosa di attivo, cioè noi con il nostro corpo, cioè qualcosa che ci mantenga un pochino tonici. A prescindere insomma dal mal di schiena indipendentemente, no, perché il mal di schiena bisogna prevenirlo, perché si può curarlo con l'esercizio fisico, ma si può anche prevenire e si evitano di prendere farmaci, cioè di prendere antinfiammatori, tutte cose che comunque a lungo andare sono anche dannose sull'organismo, cioè i farmaci vanno presi, ma vanno presi quando è necessario, cioè, e per periodi molto brevi, perché per queste patologie diciamo osteoarticolari che sono di tipo degenerativo, benigno, no? Non ci sono cose di cui essere particolarmente preoccupati, un po' di esercizio anche a casa oppure fare una camminata, dedicare 2 ore alla settimana, sto parlando di 2 ore alla settimana per fare una camminata, io credo che insomma tutti lo possiamo fare, ed è qualche esercizio di allungamento o stretching come si vuole dire, quando ci si alza, perché insomma 5 minuti credo che tutti li possono trovare, e basta aprire internet, ci sono i tutorial che ti spiegano esattamente tutto quello che devi fare, esercizi per gli addominali in 5 minuti, banalissimi, facilissimi. E quindi insomma l'importante è avere la volontà, perché il tempo insomma si trova, no? Bisogna, come dicevo, se adesso io non so, io lavoro in un'azienda, mi dicono guardi dal 1° di luglio lei lavorerà sempre da casa, e io magari camminavo 2 chilometri al giorno, dico bene, allora questi 2 chilometri perché mi facevano bene, non devo aspettare che mi venga il mal di schiena, perché poi con gli anni viene, è normale che queste cose, allora bisogna prevenire, perché bisogna fare in queste cose soprattutto prevenzione, assolutamente. Quindi importantissimo questo. Allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, vediamo anche il meteo e dopo ritorniamo in studio. Potete partecipare anche voi con le vostre telefonate, il numero lo vedete in sovraimpressione, 0422 162 8332. Linea alla regia, allora a tra poco. Serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Benvenuti al meteo. L'arrivo di una perturbazione ha già fatto sentire i suoi effetti in questo inizio di settimana in zona gialla e l'instabilità ci terrà compagnia ancora per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di martedì 27 aprile. Sul Veneto sin dal mattino cielo molto nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse e localmente anche forti. Col passare delle ore i fenomeni tenderanno a diradarsi e progressivamente a cessare entro sera. Sarà abbastanza ventoso in pianura con venti dai quadranti nord-orientali. Temperature ancora in generale calo, minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con rovesci dappertutto, ma anche in questo caso tenderanno a cessare in serata. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui precipitazioni diffuse. Sui settori alpini di confine invece non si escludono maggiori schiarite. Temperature minime sugli 8 gradi, massime infine sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave.
Eccoci nuovamente in diretta, stiamo parlando di patologie della colonna vertebrale, in particolare della lombalgia da smart working, con il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale di Conegliano. Vi ricordo appunto che potete intervenire anche voi se avete delle domande telefonando al numero che vedete in sovraimpressione. Dicevamo quindi dottor Melchior dell'importanza, no, del movimento a prescindere, insomma in qualsiasi circostanza bisogna riuscire a ricavarsi questo tempo, insomma, per poter fare un'attività motoria, altrimenti poi il conto ci arriverà, insomma, anche se certo, ora in questo momento il mal di schiena non ce l'abbiamo. No, certo, io le dirò che siccome vado molto a camminare, cammino molto, insomma, proprio per questo motivo, per fare un po' di prevenzione. Vedo che le cose sono cambiate negli ultimi 10-15 anni. Io incontro molta gente che va a camminare, perché camminare, cioè fare la camminata a passo veloce, però non la camminata lenta da tipo guardare le vetrine, insomma, bisogna tenere un passo un po' veloce. Poi è chiaro, questo dipende molto anche dalle condizioni, dall'età delle persone, però in linea di massima un passo un po' svelto da fare circa 4-5 km l'ora, e tanta gente si muove molto, perché comunque camminare è una cosa semplicissima e fa benissimo, e soprattutto lo si può fare dove si vuole, all'ora che si vuole, non si devono prendere appuntamenti, basta avere un buon paio di scarpe, insomma, fondamentalmente, abbigliamento banale, insomma, non servono. Non è un'attività che impegna però mentalmente, ma il beneficio che dà la camminata, a camminare un'ora, a fare 4-5 km, è un beneficio generale, anche mentale. Le persone quando cominciano a muoversi sono anche più sveglie, diciamo, sono più rapide anche mentalmente, hanno un equilibrio maggiore, e noi lo vediamo per esempio. Noi come ortopedici operiamo molti pazienti fratturati di femore, anziani. Quando li rimettiamo in piedi cambia completamente la persona, cioè sembrano altre persone, perché la nostra posizione, cioè la posizione è quella eretta, dobbiamo muoverci, camminare, noi siamo fatti per muoverci, non per stare fermi seduti. È proprio una questione antropologica. Ecco, peraltro lei parlava appunto anche delle fratture nel caso delle persone anziane. Il movimento è fondamentale anche per prevenire, no, le fratture di questo tipo, pensiamo alle donne, l'osteoporosi, certo, eccetera. No? La ringrazio di questa domanda che è sorta spontanea così, e mi fa molto piacere che l'abbia fatta. Infatti lo diciamo sempre che per esempio l'osteoporosi diciamo, caratterizza un po' soprattutto il sesso femminile dopo una certa età, dopo la menopausa solitamente, e nell'età diciamo, dell'anzianità. Ma ci sono adesso anche delle terapie che degli integratori o farmaci che comunque aiutano a perdere meno calcio, perché la perdita del calcio dalle ossa delle donne è un fatto fisiologico. Dopo la menopausa è una cosa molto graduale, può essere più o meno accentuata da fattori genetici o da altre situazioni legate alla persona. Però la prima cura, che è la prevenzione, fondamentalmente è il movimento, perché l'osso è un tessuto vivente e se è stimolato si rafforza. Se invece non viene stimolato, perché noi facciamo una vita molto sedentaria, stiamo molto fermi, il calcio lo perde, viene utilizzato dall'organismo per altre cose, perché il calcio è uno ione che l'organismo utilizza, e l'osso è la banca del calcio. Per cui se io lo utilizzo meno, l'organismo utilizza il calcio per altre cose, cioè non lo tiene fermo lì sostanzialmente. Per cui la prevenzione, e anche nell'osteoporosi o nell'osteopenia, insomma, sono quelle carenze di calcio delle ossa che riguardano maggiormente il sesso femminile e possono poi portare in maniera più facile alle fratture, e tra queste fratture del polso, fratture del collo del femore, fratture vertebrali, possono essere, diciamo così, prevenute facendo un po' di movimento costante, quotidiano, camminando un po' di più, insomma, mantenendo
mantenendoci un po' in forma, ecco, io dico così. Quindi è come un po' buttare dei soldini in questo salvadanaio certo. del calcio nelle nostre ossa. Che cosa possiamo fare poi per far sì che le nostre ossa rimangano in salute, quindi, oltre al movimento che abbiamo detto certo. è fondamentale? Poi ci sono la dieta, una dieta equilibrata fondamentalmente, insomma noi siamo onnivori, cioè noi dovremmo mangiare un po' di tutto fondamentalmente, perché abbiamo bisogno sia del calcio come di tanti altri ioni, ma anche di tante proteine che si trovano sia nei vegetali ma anche le proteine di origine animale, perché altrimenti bisogna integrarle in qualche modo. Non è che le proteine che noi troviamo nella carne, cioè se noi non mangiamo proprio la carne bisogna che la integriamo in qualche modo, perché una dieta, comunque insomma ognuno fa le sue scelte poi, però io dico che una dieta equilibrata è fondamentale. Bere molto, perché noi abbiamo bisogno anche di bere molta acqua, l'organismo, siamo fatti l'80% d'acqua, per cui abbiamo bisogno di bere molta acqua, un po' di movimento, e poi diciamo che adesso ci sono anche degli integratori, sia per quello che riguarda integratori di vitamina D del calcio, integratori anche per le cartilagini, che i più recenti funzionano bene, insomma non sono farmaci. Per cui non è che hanno controindicazioni particolari, a meno che uno abbia delle allergie specifiche, no? Però si possono prendere e aiutano un pochino, fanno stare un po' meglio, però il primo passo è proprio il passo, cioè il movimento. Quello è assolutamente la prima cosa che noi dobbiamo fare, anche per così prevenire altre situazioni, poi alla fine sono dolorose, molto fastidiose, ma anche altri dolori articolari, per esempio alle ginocchia, alle spalle, non solo alla colonna vertebrale, cioè non c'è solo la lombalgia, ma ci sono anche i dolori alle spalle, i dolori alle anche, alle ginocchia, tante piccole cose, insomma. Che possono essere anche questi, dottore, favoriti dalle lunghe ore seduti, per esempio se si lavora appunto da casa, se si rimane tante ore seduti, non è solo la schiena che ne risente? Certamente, perché sono i muscoli che si atrofizzano, si riducono la propria forza, anche il volume, no? Di conseguenza poi non lavorano più in equilibrio gli uni con gli altri, e subentrano degli squilibri muscolari che portano a situazioni un po' dolorose, che sono molto fastidiose. Ecco, il mal di schiena, diciamo, la lombalgia, penso che più o meno nella vita almeno una volta tutti quanti l'abbiano provato, ma quando è il caso di cominciare a preoccuparsi o comunque pensare di rivolgersi al medico? Ovviamente quando è un dolore che diventa persistente, si aggrava, non passa proprio, perché all'inizio insomma se io mi alzo un po' di mal di schiena, faccio uno sforzo, posso anche prendere qualcosa, posso fare un po' di riposo qualche giorno, però ecco, nei casi in cui un dolore persistente che non passa, che non recede, allora è il caso anche di farsi vedere, perché a volte è utile insomma che un occhio esperto possa dire dica la sua opinione. In questi casi qua certe volte è necessario fare anche un banale esame radiografico, che è il primo esame da fare, e a volte è quello che magari dirime già i dubbi, no? Per cui dal medico è meglio andarci quando si vede che è proprio una cosa che non passa. Insomma, io ho un dolore articolare alla spalla, per esempio, che non mi passa giorni e giorni, anzi si aggrava, allora quello è il momento anche di farsi vedere, perché sì, adesso non è che io dico si risolve tutto facendo il movimento, sì, è un discorso generico in cui dico... Soprattutto preventivo, sì, no? Soprattutto, certo, è soprattutto preventivo, cioè, però se uno ha una lombalgia che peggiora rapidamente, sempre di più, e arriva che proprio fa fatica a stare anche in piedi o addirittura a camminare, allora quello è il momento anche di farsi vedere, certo. Certo, allora abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, lì nella regia, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il dottor Melchior, direttore dell'ortopedia dell'ospedale di Conegliano, per fare il punto sulla lombalgia. Allora abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Chi parla?
No, non c'è la telefonata, vediamo. È in linea, signora, pronto? No, evidentemente non ci sente, fatemi sapere se riuscite a ripristinare la telefonata. Dottore, dicevamo, quali sono quindi i rimedi da poter attuare appunto per risolvere questi problemi? Ne abbiamo parlato anche un po' prima in modo diffuso, generico, insomma. Io insisto sempre nel dire che prima di tutto dobbiamo cercare le soluzioni più facili, più semplici, più a portata di mano. Nel caso bisogna cercare di cambiare un po' lo stile di vita, uscendo un po' anche dalla pigrizia che tutti abbiamo, non metto in dubbio, e cercando pian pianino di cominciare a fare qualcosa di diverso. Se mi viene a mancare quella camminata che quotidianamente facevo perché andavo al lavoro, diciamo, adesso invece lo posso fare anche non muovendomi da casa, non devo prenderla come che bene, adesso sto a casa è anche meglio così, no, devo dire no, però mi viene a mancare qualcosa fondamentalmente, il fatto di uscire, di muovermi, eccetera. Adesso se noi non ragioniamo in questi termini, cercando di cambiare qualcosina in noi stessi, non riusciremo mai a fare quel po' di prevenzione che però ci fa vivere meglio. Io l'ho detto prima, forse sono ripetitivo, però in queste cose qua purtroppo bisogna anche esserlo, bisogna cercare di fare quel po' di movimento che si può fare un po' a casa con banalissimi esercizi che dicevo si possono trovare anche su internet, non servono adesso, ormai c'è tutto, non serve comprarsi il libro. Certo, diciamo. Poi la camminata, insomma, l'abbiamo detto, quella la banale, la semplicissima camminata, sì, che si può fare anche intorno alla lottizzazione di casa, intendo dire, o nei campi, insomma, lungo le strade della propria città, cioè, non serve, mica uno deve prendersi tanto tempo, ma dice, tutti i giorni dedico 20 minuti a fare questo, che è sufficiente. Certo, allora mi dicono dalla regia che abbiamo la telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Pavannives. Sì, da dove chiama signora? Siccome che ho una lombalgia, una lombosciatalgia, sì, e non sono ancora guarita. Sì. Ho fatto lo stesso il vaccino. Ecco, dottore, credo la signora voglia sapere, immagino sia il vaccino per il Covid al quale si riferisce la signora, se ha ancora la lombosciatalgia. Ma certo, non contrastano le due cose, il vaccino lo può fare, ma soprattutto lo deve fare. A meno che non abbia delle allergie ai vaccini, ma glielo chiederanno il giorno che andrà a farlo, insomma, se ha particolari, se prende dei farmaci particolari, oppure se ha delle allergie, oppure se ha avuto trasfusioni nell'ultimo anno, insomma, tutte queste cose gliele chiederanno. Ho fatto punture, no, ma guardi, ho fatto per la lombosciatalgia, ma non mi è ancora passata. Certo, ma il vaccino lo può fare, signora. Non sono insomma in contrasto sicuramente le due cose, ecco. Quindi vada tranquilla signora, certo, al punto vaccinale, poi con l'anamnesi ovviamente certo. I medici valutano tutta la situazione clinica della signora, ma sicuramente no, dottore, no, per la lombalgia la lombosciatalgia non è certo. No, se sta facendo la cura per la lombosciatica lo può fare il vaccino, tranquillamente. Ecco, allora anzi, come diceva il dottore, deve farlo, lo deve fare, no, è opportuno farlo. Assolutamente che lo faccia. Grazie signora per averci telefonato e buona giornata. Allora, dicevamo, no, la lombalgia, ma sono solo queste cattive posture, diciamo, che noi assumiamo, che ci fanno venire il mal di schiena, o possono esserci anche delle altre cause che poi, insomma, bisogna indagare? Allora, noi parliamo adesso del comune mal di schiena, delle patologie dovute all'età che avanza, per dirla in parole semplici, insomma, no? Ecco, per cui non mi riferisco a
a malattie particolari, eccetera, per dire la lombosciatalgia da ernia del disco è una questione un po' a parte, ecco questa. Però su questo che fatto... può peggiorare, mi scusi se la interrompo, che può peggiorare però in caso appunto di forzata inattività, di forzata immobilità, come appunto è accaduto in questi mesi. Ma certamente, perché viene a mancare quel po' di movimento che favorisce l'attività muscolare. Il muscolo, se non è stimolato, lui si riduce, si perde il tono, cioè la forza, e perde anche il volume, per cui diventa un muscolo meno tonico. E noi abbiamo dei muscoli nella schiena, diciamo, che sono dei cosiddetti muscoli antigravitari, perché la colonna vertebrale è soggetta alla forza di gravità, no? Come tutto, e tenderebbe a piegarsi, a crollare sotto la forza di gravità. Ci sono dei muscoli che tutti abbiamo che si chiamano antigravitari, servono proprio per vincere la forza di gravità. Se questi muscoli non vengono stimolati adeguatamente con un po' di esercizio fisico, tendono ad atrofizzarsi perché vengono utilizzati meno. Insomma, da giovani li abbiamo belli robusti, poi pian pianino, anche perché tutto sommato nelle nostre società evolute occidentali utilizziamo molto i mezzi di trasporto, per cui tutto sommato camminiamo, ma non tantissimo. Non è che facciamo chilometri di cammino, perché usiamo molto l'auto, usiamo molto il treno, usiamo molto la corriera. Diciamo, ci siamo impigriti anche. Sì, diciamo. Ci siamo un po' impigriti fondamentalmente, perché purtroppo è una richiesta, bisogna essere sempre più veloci, muoversi più rapidamente, naturalmente a piedi insomma si è più lenti. E poi insomma le cose cambiano, adesso non è che possiamo tornare indietro, andare col cavallo o muoverci a piedi, andiamo da qua a Treviso a piedi tutti i giorni e torniamo, insomma non è possibile. Non è che... Allora naturalmente il fatto che ci siamo un po' impigriti anche forzosamente determina che con gli anni le patologie degenerative tendono un po' a prevalere. L'assenza di movimento e le posizioni obbligate forzate influenzano negativamente, perché poi comunque diventa dolorosa la situazione. Ecco. Questi dolori si possono reprimere oppure ridurre molto facendo un po' di attività fisica, che possono farla tutti, dal bambino all'anziano. Ovviamente commisurata per l'età, la situazione, non è che posso pretendere che se il bambino fa le capriole, magari l'anziano non è che può fare le capriole, faccio per dire, ecco. Certo, chiaro. Diciamo dal punto di vista farmacologico invece, dottore, nel caso del mal di schiena, di questo tipo di mal di schiena di cui stiamo parlando, è opportuno ricorrere a dei farmaci o magari è meglio di no, oppure è meglio, non lo so, fare delle terapie alternative? No, mi risponde tra poco perché abbiamo un'altra telefonata. Sì. Allora un attimo. Pronto, buongiorno. Pronto? Se vuole spegnere il televisore, signora, o il computer, perché sento il ritorno della voce nostra. Pronto? No. Pronto? Pronto? Chi parla? Niente, c'è qualche problema con il telefono oggi, allora ritorniamo alla domanda. Sì, ho percepito che mi pare la signora, o se era una signora credo, stesse parlando di terapie alternative forse. O forse no, ecco, adesso mi segnalano di nuovo, forse sono riusciti. Pronto? Sì, pronto? Eccola qui, signora, buongiorno. Signora, buongiorno. Buongiorno, allora, chi parla, da dove chiama e cosa vuole chiedere, signora? Niente, io chiamo da Marino di Piave, mi chiamo Angela Zago. Volevo chiedere al dottore, siccome che ho tanti dolori all'anca sinistra, volevo chiedere perché ho fatto una radiografia e mi dicono che non è un'artrosi, cioè tanto avanzata, e quindi volevo sapere se quest'anca che mi fa male, che ho tanti dolori, ce l'ho tutta sul dietro dell'anca. Volevo chiedere al dottore se è il caso di fare un intervento oppure se devo fare delle terapie, insomma. Certo, dottor Melchior. Sì.
Allora un po' la signora ha un'anca artrosica da quello che ho capito, però magari radiograficamente non in una situazione così grave. Ma in questi casi qua allora è utile fare anche dei trattamenti fisiatrici, antalgici, potrebbero andare bene, perché tante volte nell'artrosi dell'anca la persona tende a camminare un po' male e poi comincia a subentrare un po' il mal di schiena, soprattutto a volte delle radicoliti, cioè delle tipo sciatiche irritative che si manifestano con un fastidioso dolore al gluteo e a volte si irradiano lungo la faccia posteriore della coscia e sono dovute proprio a posture errate nella deambulazione, ma non volute, perché se c'è un po' di artrosi dell'anca ovviamente diventa un po'... Si tende magari a camminare male. Sì, perché si cammina male, perché c'è un po' di protezione, no? Nel senso che non si dà molto carico. Allora in questi casi qua può essere utile fare anche una cura medica, rivolgendosi al proprio medico, e anche della fisioterapia, ovviamente valutando dal fisiatra, perché ci sono dei trattamenti sia antalgici sia riabilitativi che possono magari aiutare a correggere un po' il modo di camminare, rinforzando dei muscoli, per esempio i muscoli glutei che tendono un po' ad atrofizzarsi nell'artrosi dell'anca. Poi può anche essere che la situazione della signora sia una situazione invece che, se non si risolve, necessiti anche una valutazione ortopedica per un possibile intervento, perché sì, non è detto, insomma. Però il primo approccio non è mai, è subito chirurgico, a meno che non sia una situazione disastrosa. Si può provare a curare, valutare bene, insomma. Intanto... E valutare, insomma, se si riesce a risolvere certo, i sintomi, se non altro. Chiaro, perché intanto il paziente, insomma, comincia un po' anche a pensarsi nell'eventualità un giorno di un intervento, perché, insomma, l'artrosi dell'anca alla fine si cura operandola, no? Mettendo la protesi, però non è che tutti quelli che hanno l'artrosi dell'anca devono essere operati. Ci sono dei passaggi intermedi. Mi scusi dottore. Sì. Posso dire, il mio dolore è tutto riferito a livello del gluteo, sul trochantere. Sì, perché il dolore è sul trochantere, ha fatto bene a dirmelo perché non avevo compreso bene prima. È un dolore dovuto a una tendinite dei muscoli glutei, del medio gluteo, che è un muscolo molto importante quando noi camminiamo, è quello che ci mantiene in equilibrio il bacino quando camminiamo. E probabilmente quello è dovuto all'artrosi che ha l'anca, che non fa lavorare bene l'anca. Però io le consiglierei non so se ha già sentito il suo medico, magari un fisiatra, perché probabilmente un po' di fisioterapia la potrebbe fare star meglio. Se non dovesse avere beneficio è chiaro che bisogna pensare ad approfondire la diagnosi e vedere se è un'anca che potrebbe... Infatti, dottore, mi scusi, io questo male, tanto male ce l'ho al carico alla mattina quando mi alzo. Poi quando cammino un po' anche con la stampella, le dico la verità, no, con la stampella verso un'ora e mezzo, poi cerco di camminare che abbastanza bene. Ecco, allora questo è tipico dell'artrosi, cioè il dolore all'inizio del cammino, poi scaldandosi un po' passa e ritorna quando ci fermiamo, che ci raffreddiamo. Questo è tipico dell'artrosi. Infatti nell'artrosi si utilizzano come cure le fonti di calore, che sono il calore del sole, le sabbiature, i fanghi, le acque termali, sono tutte fonti di calore, perché scaldano un po' l'articolazione, adesso lo dico in termini semplici, e il dolore pian piano passa. È naturale che poi nelle fasi avanzate il dolore c'è anche a riposo, c'è sia quando ci muoviamo che quando siamo fermi, però il suo non è ancora una fase avanzata. Forse si può ancora pensare a provare a curarlo, però se lei cammina già con la stampella mi fa pensare che siamo un po' avanti, ecco. Ecco, allora bene, signora... Allora dottore, con la stampella cammino un'oretta e mezza in modo che mi scaldo un po' la gamba e poi vado anche senza abbastanza bene, diciamo. E allora forse magari un po' di fisioterapia le potrebbe essere utile, sa? Sì. Bene. Grazie signora, grazie. Un saluto. Arrivederci.
Un saluto signora, buona giornata a lei. Ecco, quindi in questo caso parlavamo dell'artrosi dell'anca, ma patologie analoghe per esempio possono colpire anche altre grandi articolazioni sì, no? del nostro corpo e sappiamo per quante persone, soprattutto un po' più avanti con l'età, siano anche invalidanti alla fine, no? Perché quando uno ha molti dolori non si muove più o fa fatica, no? Anche nella vita, nelle operazioni della vita quotidiana. E poi volevo aggiungere un particolare, perché prima nel dialogo così mi è sfuggito, che il fatto di aver ridotto il movimento, per necessità ovviamente, no, legate alla pandemia, ha influito in maniera negativa anche su persone che soffrono di malattie di cuore, per esempio, sui diabetici. Per cui il fatto anche per esempio il diabetico deve camminare molto, deve muoversi molto, perché il movimento, l'attività muscolare produce insulina e l'insulina abbassa la glicemia. Il cardiopatico, che può essere anche il solo iperteso, voglio dire, ha necessità di camminare molto, di fare molto movimento, per cui non parliamo solamente di, usciamo un attimo da dire solo il mal di schiena o la colonna o la spalla, il ginocchio, l'anca, ecco. Il fatto di aver limitato il movimento in maniera così, diciamo, quasi violenta, insomma, perché è stato improvviso, uno stop, cioè siamo andati da 100 a 0 praticamente, ha influito negativamente anche su persone che soffrono di patologie, oltre a venirgli mal di schiena, cioè questi avevano necessità di muoversi proprio per fare ginnastica cardiaca, per fare ginnastica muscolare, perché avevano proprio la necessità di muoversi. Certo. È assolutamente indispensabile. Quindi in questo caso diciamo è opportuno continuare, poi peraltro insomma lo ricordiamo, tutte le palestre, anche chi faceva attività motoria organizzata, insomma seguendo dei corsi eccetera, è stato costretto a smettere, o chi andava in piscina, insomma e tuttora purtroppo lo sappiamo sono ancora chiuse, per cui ovviamente è importante anche in casa cercare in qualche maniera di attrezzarsi per compensare in qualche modo, no? Purtroppo dico, bisogna un po' modificare lo stile, non so, uno ha una cicletta, un tapis cioè capisco che è noioso, perché l'ho fatto anch'io durante il primo lockdown, perché non potendo uscire neanche, era a casa lavoro a casa, insomma, per fortuna ce l'avevo e l'ho usato sempre, però devo dire che insomma è stato provvidenziale, ecco. Certo, allora un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Luciana dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Io ho un male al ginocchio, ma un male che ho fatto la risonanza magnetica, ho fatto i raggi, è il risultato che ho un po' di artrosi, ma poca, e l'ortopedico le pare impossibile che faccia così male. E adesso sto facendo le filtrazioni, una ogni 10 giorni. Una l'ho fatta 3 giorni fa, ma io ho un male terribile, ma tanto. Ecco. Cosa posso fare? Ecco, signora, al ginocchio lei ha l'artrosi? Il ginocchio. E che cosa le hanno detto che ha, signora? È il risultato della risonanza magnetica e i raggi. Artrosi del ginocchio, allora. Vabbè. Una moralgia, praticamente, è scritto così nelle carte. Ho fatto di tutto, ma non so più cosa fare. Non abbiamo capito, signora, cosa è scritto nella carta. Aspetti un attimo, signora. No, ho la filibrizzazione. Signora. Insomma, ho tutto il circolito che non posso prendere pastiglie. È l'unica che ha tatidrina, ma non mi fa niente. Niente, acqua fresca. Sono in pensiero, cioè, perché non mi fa mai da morire. Quando faccio l'articolazione e più devo camminare perché sono diabetica e obesa. Ecco. Quanti anni ha la signora? Quanti anni ha, signora? Quanti anni ha, signora? Perché ho fatto 3-4 ortopedici, ormai è il medico di base. Ecco, signora, si fermi un attimo, quanti anni ha? Ho 70 anni. 70 anni, ecco. Allora, sentiamo il dottor Melchiorre. Perché prima della menopausa un fiore, mai niente, neanche mal di testa. Con la menopausa si è rovesciato il mondo per me. Ecco, allora... La signora ha detto una cosa veritiera. Con la menopausa le si è rovesciato il mondo. In effetti è una fase della vita femminile che influisce pesantemente, sia da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista fisico. Anch'io vedo molte pazienti che mi riferiscono questo.
iniziata la menopausa ho cominciato ad avere un sacco di dolori articolari, un sacco di problemi, in effetti, e quelle delle donne più giovani ovviamente, che adesso io non entro tanto in merito perché non è nella mia disciplina, però so alcune fanno terapia sostitutiva, ormonale, con i cerotti, no? Che ha lento rilascio, eccetera, si trovano bene, dicono io sto meglio, quando li ho smessi stavo male, per cui diciamo così, qui c'è un problema anche di ormoni e naturalmente questo sì, è una cosa più complessa. La signora, io ho capito che ha un problema di artrosi del ginocchio, mi pare abbastanza importante, e non ho capito se è anche sovrappeso forse. Sì, ha detto sì che è sovrappeso e che è diabetica anche, ha detto la signora. Sono sì, tutte cose che non è che vadano tanto bene insieme, si sommano e naturalmente poi qualcosa insomma viene fuori. Adesso bisognerebbe capire che livello di artrosi c'è, non so che cure stia facendo. Forse... Ha detto delle infiltrazioni, sì, sta facendo acido ialuronico, adesso non lo so, perché bisognerebbe capire, valutare, può anche essere che sia un ginocchio così diciamo degenerato, deve essere necessario un intervento chirurgico anche, adesso sì è difficile insomma così da dirlo. Però se ne hanno proposto diversi ortopedici le stesse cure, credo che bisognerebbe un attimo così stare un po' in fiducia, provarle, continuare a vedere, però insomma. sì, se aggiungiamo che anche sovrappeso, tutto influisce negativamente, non è che poi sì, un conto c'è sempre alla fine, no? Certo, sicuramente. Allora noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il dottor Claudio Melchior per essere stato con noi quest'oggi, grazie quindi dottore, e ringrazio naturalmente tutti voi telespettatori per averci seguito. Una buona giornata, arrivederci. Grazie, arrivederci.